Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 in questo giovedì, tanti temi, molta la cronaca di cui parleremo, focalizzeremo l'attenzione in particolare su furti e spaccate, ma torneremo a parlare purtroppo anche di incidenti stradali. Poi nel corso della nostra lunga diretta, che vi ricordo terminerà alle 14:30, avremo occasione di parlare anche con ospiti di emergenza abitativa, un tema che purtroppo riguarda tutte le province anche del Veneto in questo momento, e parleremo anche di un altro argomento su cui bisogna tenere alta l'attenzione, che è la violenza sulle donne, la violenza di genere, e lo faremo con delle esperte che lavorano ogni giorno in prima linea. Intanto però in apertura torniamo a parlare del caso del macellaio padovano Walter Onichini, lo ricorderete, perché si trova in carcere per aver sparato a un ladro ed è comparso davanti al Tribunale del Riesame, a cui chiede di fatto di poter lasciare la cella per gli arresti domiciliari. Allora vedo già collegata Valentina Visentin in diretta da Legnaro per fare il punto proprio su questo. Buongiorno Valentina, e a te la linea. Sì, buongiorno da Legnaro. Io mi trovo davanti a quella che è la macelleria della famiglia di Walter Onichini, che Walter ha gestito insieme alla mamma fino a prima dell'arresto nel settembre del 2021. Qui con me c'è Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, ma soprattutto è tra i fondatori del gruppo che in questi anni sta sostenendo la famiglia Onichini, tutti insieme per Walter Onichini. Cosa è accaduto? Una lunghissima vicenda giudiziaria che noi stiamo seguendo fin da quel 22 luglio del 2013, quando Walter sparò al ladro albanese che era entrato in casa sua insieme ad alcuni complici, e l'arresto, poi il lungo processo e l'arresto nel settembre del 2021. Qualche mese fa l'avvocato della famiglia Onichini aveva chiesto per Walter l'affidamento in prova, sostanzialmente l'uscita dal carcere per poter lavorare in un regime di libertà comunque vigilata e poter contribuire al sostentamento della famiglia, ad aiutare la mamma che gestisce da sola la macelleria che vedete alle mie spalle, ma soprattutto anche la moglie che ha dei problemi di salute. Ieri davanti al Tribunale del Riesame il giudice ha negato questa soluzione, aprendo uno spiraglio però ai domiciliari. Michele Favero, questa però non è la soluzione che voi auspicate? Assolutamente no, a parte il fatto che Walter non doveva nemmeno entrare in carcere per noi, perché in carcere ci dovrebbero stare i delinquenti. Però vorrei ricordare anche al procuratore generale, che mi sembra che abbia un accanimento nei confronti di Walter, che Walter non è una persona pericolosa. Walter è un padre di famiglia. Vogliamo mettercelo in testa o no questo? Una delle funzioni del carcere è la riabilitazione. Cosa serve tenere Walter Onichini in carcere? Walter non ha mai fatto male nemmeno ad una mosca prima di questo evento qua, e ha difeso la sua famiglia. Volete dire per forza che ha sbagliato? Vorrei ricordare che il procuratore della Corte d'Appello di Venezia, Bonocore, aveva derubricato tutto a lesioni colpose, e Walter non sarebbe mai nemmeno entrato in carcere. Perché vengono liberati persone come Spada, faccio un nome, anche quel ragazzo che poi ha coltellato una ragazza tempo fa con 23 coltellate, è stato lasciato libero, e Walter Onichini deve rimanere in carcere? Mi spiegate che cosa? Lo Stato vuole dimostrare di essere più forte? Lo Stato vuole dimostrare cosa? Walter deve badare alla sua famiglia, ha 2 bambini e una moglie che lo aspettano a casa. Vogliamo metterci un po' di cuore anche in questo? Cioè, il carcere, oltre alla pena, deve servire proprio per riabilitare le persone. Walter non ha bisogno di questo, perché Walter è una persona splendida, un lavoratore che da quando ha 13 anni si fa un mazzo tanto. E allora vogliamo premiare il ladro che, ricordo, non è mai entrato in carcere? E lo Stato italiano, così efficiente, lo ha lasciato uscire dal Tribunale di Padova e non ha mai fatto un giorno di galera, questo delinquente, e mettiamo in galera i padri di famiglia. Qual è l'intento dello Stato italiano? Me lo spiegate questo accanimento? Abbiamo sentito la mamma Loretta al telefono, non può essere qui perché sta lavorando, Lorella, perché sta lavorando. Anche lei ha sentito Sara, la moglie, la mamma Lorella. Com'è il loro umore? È pessimo l'umore, perché ci saremmo aspettati veramente tutti adesso di vedere Walter libero,
va bene agli arresti domiciliari, va bene, mettetelo in prova, ma lasciatelo a casa a lavorare, perché c'è una famiglia che ha bisogno di lui, c'è una moglie che sta male oltretutto di salute, l'hanno già trovata 2 volte svenuta i bambini, ma ci rendiamo conto che c'è un accanimento che è ingiustificato, iniquo, verso una persona che è, ripeto, un lavoratore, un papà di famiglia, una persona splendida, che tutti i vicini ricordano sempre disponibile. Ultima cosa, la speranza però è ancora nella grazia che voi avete chiesto già un anno fa, sempre attraverso il legale della famiglia Onichini, ma al momento non ci sono state risposte. No, al momento non ci sono risposte, sappiamo che è un iter purtroppo lungo, però ci sembra che non ci sia la sensibilità giusta per, diciamo così, venire incontro a una persona che volete dire per forza che ha sbagliato. Ricordiamo che, come ha ricordato lei, che erano in 4 a entrare dentro e Walter aveva un bambino molto piccolo al tempo. Ricordo anche una tragedia di Gorgo al Monticano, dove sono stati massacrati i 2 custodi di una villa. Vogliamo arrivare a questo? Vogliamo che i ladri entrino e poi chiedere se sono lì per darci le botte, per fare un furto, per fare una rapina? Questo era un assalto a tutti gli effetti, con 4 persone che non sono mai neanche state trovate. Perché non andate a ricercare quelli che erano assieme a André, invece di occuparvi di Walter Onichini, ripeto, persona straordinaria, papà di famiglia, un lavoratore veneto, averne di Walter Onichini in questo paese, averne, cari signori. Nelson Ndreka, come ha appena ricordato Michele Favero, è il ladro albanese latitante che non è mai che è fuggito in Albania, che dovrebbe affrontare un processo per falsa testimonianza, false dichiarazioni a marzo, ma non è più ritrovato. Ma ricostruiamo la vicenda e tutto quello che è accaduto ieri al Tribunale del riesame nel nostro servizio. Respinta la richiesta di affidamento in prova per Walter Onichini, ma per l'ex macellaio di Legnaro, in carcere per aver sparato al ladro entrato in casa sua nell'estate del 2013, potrebbe aprirsi la strada della detenzione domiciliare. Il procuratore generale davanti alla sezione padovana del Tribunale del riesame ha espresso parere negativo all'affidamento in prova richiesto dall'avvocato Ernesto De Toni, che segue Onichini. Una richiesta fatta per consentire al commerciante di carni di poter tornare a casa in un regime di restrizione della libertà personale, ma con la possibilità di poter lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. La moglie infatti non sta bene e non riesce a curarsi, badare ai figli e anche lavorare. Walter Onichini, dopo un lungo processo dal settembre del 2021, è in carcere. Deve scontare 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per aver ferito il ladro albanese entrato insieme a dei complici per rubare. Onichini davanti al giudice ieri si è detto per la prima volta pentito. Non rifarei mai quello che ho fatto, ha spiegato al giudice, che entro 10 giorni dovrà decidere se tramutare in arresti domiciliari il restante della pena da scontare. Nel novembre del 2021 la famiglia di Onichini, attraverso il legale Ernesto De Toni, aveva inviato al Ministero della Giustizia una lettera per chiedere la grazia per il macellaio, ma ancora non è stata data risposta. Nel frattempo il ladro albanese che Onichini aveva ferito resta latitante, nessuno sa dove sia finito. Grazie a Valentina Visentina, il suo ospite, per questo collegamento su questa vicenda che vedremo che ulteriori evoluzioni avrà quando il Tribunale si esprimerà sulla richiesta di arresti domiciliari per il macellaio di Legnaro. Abbiamo capito naturalmente quali sono le condizioni anche in cui sta vivendo la famiglia di quest'uomo che, appunto, lo ricorderete, sparò a un ladro entrato nella sua proprietà. L'ospite di Valentina poco fa aveva citato il massacro di Gorgo al Monticano dei coniugi Pellicciardi. Nella Marca un altro caso fece scalpore, destò davvero un'impressione enorme, quello del sequestro e dell'uccisione di Iole Tassitani a Castelfranco Veneto nel 2007. Lo ricorderete, venne rapita e il corpo venne barbaramente fatto a pezzi. Ecco, c'è profondo cordoglio in queste ore proprio a Castelfranco Veneto per la scomparsa di Marisa Rossi Tassitani, la mamma di Iole. I funerali verranno celebrati domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve, proprio a Castelfranco. Allora vediamo il servizio che ha realizzato Marta Marangò. Anche se quella
Si è spenta oggi a Castelfranco Marisa Rossi, 79 anni, moglie del notaio Luigi Tassitani e mamma di Iole, la giovane barbaramente uccisa nel 2007. Originaria di Roma, si era trasferita a Castelfranco per il lavoro del marito e nello studio notarile aveva lavorato per tanti anni. Una donna riservata che ha affrontato con grande compostezza il dolore immenso della perdita della figlia Iole, 40 anni, rapita, uccisa e fatta a pezzi dal falegname bassanese Michele Fusaro, che ora sta scontando la condanna a 30 anni di carcere. Queste le sue parole in un'intervista rilasciata da Antenna 3 nel 2011. Io vegeto, tiro avanti, non è più la stessa vita di prima. I coniugi Tassitani si sono battuti per anni affinché non fosse ammissibile il ricorso al rito abbreviato, che prevede lo sconto di 1/3 della pena per i reati punibili con l'ergastolo. Organizzarono anche una raccolta firme che raccolse una valanga di sottoscrizioni. Non è bastato. La Cassazione nel 2011, annullando la sentenza di appello, condannò Fusaro a 30 anni. Lo sconcerto nelle parole della signora Tassitani all'indomani di quella sentenza. Io ho sempre sostenuto che non si deve scherzare con la vita umana. Quindi chiunque abbia in mente un disegno criminoso deve sapere che l'aspetta una pena giusta e dura. Questo sì. Nostra figlia ormai non ce la ridà più nessuno. Però con la vita umana non si scherza. La scomparsa di Marisa Rossi ha suscitato profonda commozione a Castelfranco, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. Provo sincero cordoglio per la scomparsa della signora Tassitani, che ricordo anche per la sua dedizione al lavoro nello studio del marito, scrive il sindaco Stefano Marconna, e penso di interpretare il pensiero di tutta la città, stando vicini ai suoi cari che ancora oggi portano il dolore della tragedia che ha colpito la sua famiglia. Di furti, spaccate torneremo a parlare tra brevissimo, quando ci collegheremo da Venezia col collega Filippo Fois, perché la scia di colpi purtroppo tra Mestre e Venezia continua. Intanto andiamo a Montecchio Maggiore, dove si è registrato purtroppo l'ennesima vittima della strada, anche se all'origine della tragica sbandata che ha provocato questo incidente all'alba potrebbe esserci un malore. Si sta cercando di capire l'esatta dinamica, l'esatta origine di questo incidente, di quest'uomo che è finito in un fossato e ha perso la vita mentre era alla guida del suo furgone. Tragedia in strada stamane verso le 4:30 lungo la regionale 11 in Viale Milano, nelle vicinanze della rotatoria del Cavallo a Montecchio Maggiore. L'uscita di strada per l'uomo 64enne residente in provincia. Gli elementi raccolti farebbero pensare ad un probabile malore mentre era alla guida del furgone, che avrebbe perso il controllo finendo la sua corsa fuori strada, andando ad impattare nel fossato. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il furgone e, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Sul posto i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. In questo caso, lo ha ricordato anche la collega Luisa Bertini, il probabile malore. Ricordiamo però che è comunque la seconda vittima in strada in 2 giorni, dopo il tragico schianto all'alba di ieri nella galleria Pedessalto tra Fonzaso e Lamon, lungo la statale 50 del Grappa e Passorolle. Un 70enne di Fonzaso, siamo naturalmente nel Bellunese, è la vittima che si è registrata ieri in questo incidente frontale tra 2 autovetture. C'è stato un altro ferito, bilancio quindi molto pesante, naturalmente con tutte le conseguenze che poi questo episodio ha avuto sul traffico. E traffico in seria difficoltà ieri pomeriggio anche lungo l'autostrada A4, che sembra davvero non avere pace, perché nel tardo pomeriggio di ieri si è verificata una perdita di acido cloridrico da un tir che ha costretto alla chiusura di un tratto di autostrada e le operazioni di ripristino sia del mezzo che poi del manto stradale sono andate avanti per diverse ore. Vediamo.
Ci sono volute oltre 4 ore per chiudere l'emergenza, 4 ore nelle quali il traffico è andato in tilt vista la chiusura del tratto di A4 all'altezza di Cessalto in direzione Venezia. Bisognava consentire ai tecnici dei Vigili del Fuoco di terminare il travaso di acido cloridrico dall'autocisterna che alle 18 aveva cominciato a perdere sulla carreggiata il pericoloso carico della sostanza tossica e corrosiva che può provocare gravi danni se inalata dall'uomo e dagli animali. L'allarme dopo lo scoppio di uno pneumatico che aveva danneggiato il tir e provocato la fuoriuscita. A effettuare il travaso della sostanza in un'altra autocisterna e la messa in sicurezza del mezzo, il nucleo regionale NBCR, nucleare biologico chimico radiologico di Mestre, e la squadra del distaccamento di Motta di Livenza. L'operazione è stata effettuata nell'area di servizio poco prima dell'uscita di Noventa di Piave. Sul posto anche il personale di Autovie Venete e la Polizia Stradale. Alle 22 la conclusione dell'intervento e la riapertura della 4. E ancora nel Vicentino, sempre a Montecchio Maggiore, perché gli vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche lì per degli operai, 2 operai bloccati su una piattaforma aerea al castello di Giulietta, bloccati appunto a un'altezza rilevante, motivo per il quale sono intervenuti gli uomini del 115 per riportarli a terra. Montecchio Maggiore, 2 operai bloccati a più di 10 metri di altezza su una piattaforma aerea in avaria. Siamo nel castello di Giulietta, luogo simbolo per la cittadina, dove viene eseguita la manutenzione del torrione. Ed è proprio durante i lavori che la piattaforma aerea si blocca. I vigili del fuoco, con 2 squadre partite da Vicenza, entrano in azione con un'autoscala e salvano i 2 operai portandoli a terra. Tutto è bene, quel che finisce bene. Fin qui dunque lo avete visto la cronaca proprio di queste ultime ore, tra poco nuovi servizi. Andiamo a dare un'occhiata al sito del Gazzettino di oggi e a quello su cui punta il quotidiano del Nord-Est, che apre con Cortina d'Ampezzo, licenza sospesa all'hotel Miramonti, tempio dei grandi personaggi del cinema. Scusate, quindi continua la vicenda legata a questo notissimo hotel di Cortina e continua anche con nuove puntate, chiamiamole così, il caso di Rovigo con l'insegnante raggiunta, lo ricorderete, in classe da dei pallini sparati dagli studenti, con un video che ha fatto in queste settimane il giro del web, ha fatto molto discutere, genitori spaccati sulle scuse che non sarebbero state prontamente presentate alla docente, che lo ricordiamo ha poi denunciato tutta la classe. I guadagni, scrive il Gazzettino, che rende noti i redditi dei parlamentari, di tutti i parlamentari. Enrico Letta primo, Elisabetta Gardini, la nostra Elisabetta Gardini padovana, a 0. Fin qui dunque quello che è il report sui guadagni dei parlamentari. Poi alcuni fatti di cronaca di cui abbiamo già parlato o di cui parleremo anche noi a brevissimo. L'autista eroe di Mestre, quel pazzo col coltello nel bus, invocava Allah, così l'ho fermato. La vicenda di questo conducente della CTV che è riuscito, senza allarmare i passeggeri, a far intervenire la polizia perché si era accorto di avere a bordo un passeggero armato di coltello. E poi naturalmente tutte le vicende, gli approfondimenti, le novità riguardo all'arresto del boss Matteo Messina Denaro che stanno proseguendo su tutti i quotidiani, su tutte le testate naturalmente. Da Pordenone, ce l'ho sempre fatta, non ho più soldi, dalle bollette agli affitti, le storie di chi chiede aiuto alla Caritas. Noi più tardi parleremo anche di quella che è l'emergenza casa, ma in tema di bollette c'è questo caso che riguarda Zero Branco e Marghera con la maxi bolletta del gas da 7.000 euro e utenza staccata. Ci hanno riattaccato la fornitura, dice il diretto interessato, ora vogliamo sapere cosa è successo. I miei figli, Alfredo da una settimana aveva raccontato pubblicamente con l'azienda di fornitura che ha parlato di fatture non pagate ma di verifiche naturalmente che andavano fatte. E poi c'è questo caso di Bassano del Grappa a proposito di classi a dir poco
movimentate, di scuole in cui succedono fatti che davvero sono incredibili. Uno studente appena sedicenne che si è presentato in classe con una scacciacani in questo caso ed è stato denunciato, è stata vista spuntare dallo zaino da parte di un insegnante in questo istituto vicentino, ha portato con sé a scuola, in classe, questa pistola scacciacani, è stato scoperto da un insegnante la cui segnalazione alla Guardia di Finanza ha appunto portato alla segnalazione e alla denuncia al Tribunale dei minorenni. È successo all'istituto Remondini di Bassano del Grappa nei giorni scorsi, dove il ragazzo si era appunto presentato nascondendo nello zaino l'arma con il caricatore ma priva del tappo rosso. L'insegnante, ovviamente accortosi di quello che stava succedendo, lo ha subito segnalato. E poi sempre da Vicenza e Bassano il malore alla guida di cui vi abbiamo raccontato poco fa, con l'incidente costato poi la vita a un 64enne di Chiampo. Vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, Andrea Martella, il senatore Andrea Martella, buongiorno, segretario regionale del Partito Democratico, buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie senatore. Allora, ci sono fatti di cronaca che lasciano a bocca aperta, ma poi naturalmente c'è anche il mondo della politica che si interroga sulla riforma della giustizia innanzitutto e sulle intercettazioni, sull'uso delle intercettazioni. Vediamo un dibattito piuttosto acceso in questi giorni. Allora, prima di chiederle il suo parere su questo tema, chiederei alla regia di mandare in onda i contributi che abbiamo sull'intervento alla Camera del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il trevigiano Carlo Nordio, innanzitutto sulla riforma Cartabia e poi lo sentiremo anche sulle intercettazioni. Allora sentiamolo innanzitutto sulla riforma. La riforma di chi mi ha preceduto, la riforma Cartabia, era andata nella giusta direzione, perché effettivamente un arresto al quale poi consegua quasi immediatamente la liberazione, salvo questo intervallo dentro un carcere dove magari stanno espiando delle pene, è assolutamente irrazionale. È vero peraltro che questa riforma ha creato delle criticità che ormai sono note a tutti e alle quali questo governo cercherà di rimediare con un intervento chirurgico e mirato nel più breve tempo possibile. Ecco Martella, sentiamo anche dal veneziano, sua terra d'origine, moltissimi episodi di spaccate, furti, insomma una escalation a quel che sembra, tanto che il sindaco Brugnaro per le 13:30 ha convocato i giornalisti per delle comunicazioni, perché poi ci sono stati anche degli arresti. Allora, rispetto al nuovo governo che vuol mettere mano alla riforma, lei cosa ne pensa? Recentemente, anche in un'altra occasione, proprio parlando con la vostra emittente, credo che dei correttivi alla riforma Cartabia per soprattutto intervenire sulla flagranza di reato senza che venga posta querela mi pare fondamentale, anche perché ci sono stati degli episodi nella nostra realtà davvero che lasciano interdetti, non si è potuti procedere. Quindi in questo senso penso che se il governo interviene con dei correttivi fa bene a farlo. Poi ho visto che anche non tutti la pensano così, ho visto che il procuratore di Venezia ha detto che non è questo il problema, ma che altri si sono invece espressi sulla necessità di introdurre questi correttivi. Io penso che possa essere utile per aumentare la sicurezza dei nostri cittadini e la certezza delle pene. Certo, allora naturalmente l'arresto del boss Messina Denaro ha riproposto il tema intercettazioni, no? Questo governo che annuncia di essere determinato a dare una stretta e poi naturalmente emerge che, lo sappiamo tutti, insomma, rispetto ai reati di mafia in particolare, sono uno strumento importante, fondamentale, perché spesso da indagini che non riguardano strettamente l'attività della criminalità organizzata si arriva a reati che invece hanno diciamo un giro d'affari ben più vasto e che coinvolge proprio mafia, camorra, 'ndrangheta. Allora il ministro Nordio ha parlato anche di intercettazioni
incalzato naturalmente sull'importanza di mantenere questo strumento nella lotta alla mafia. Sentiamolo e poi lo commentiamo insieme. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Per quanto riguarda le intercettazioni, ripeterò ancora una volta, ma credo ormai sia inutile dirlo, che non si è mai inteso toccare minimamente quelli che riguardano il terrorismo e quelle che riguardano la mafia e ovviamente quei reati che sono, come così dire, satelliti nei confronti di questi due fenomeni perniciosi. Proprio qualche settimana fa nel mio amato Veneto siano state diffuse delle intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone che erano assolutamente estranee alle indagini, non erano né indagate né imputate né niente, e questo dimostra il fallimento di quella riforma. E se noi non... Se noi non interverremo radicalmente, ripeto, sugli abusi, sugli errori di queste intercettazioni, noi cadremo veramente in una sorta di democrazia dimezzata. La segretezza delle informazioni è l'altra faccia della nostra libertà. Pascal diceva che se tutti sapessero quello che tutti noi diciamo degli altri, non avremmo un amico. Ed è vero. Perché la voce del sei fuggita che noi usiamo ogni giorno, magari condita di imprecazioni e, ahimè, nel mio Veneto anche di bestemmie, sono imprecazioni che quando vengono poi riferite e lette nei brogliacci della polizia danno un'impressione estremamente alterata e hanno una negatività, vorrei dire icastica, che è irrimediabile, ed è qui che bisogna intervenire. Martella, cosa ne pensa? Perché qui sono due livelli differenti, no? Abbiamo naturalmente quello che è il perseguimento di un reato e di reati particolarmente gravi come quelli perpetrati dalla criminalità organizzata, poi c'è un altro piano che le intercettazioni magari contribuiscono a svelare, che può essere, e su cui ci si può ragionare sull'utilità pubblica di diffonderle, perché può essere anche il venire a conoscenza di quelli che sono delle caratteristiche anche dei politici che ci governano, oppure no? Cosa ne pensa? Sentire ieri il ministro Nordio nel corso della sua informativa in aula al Senato, e quindi ho sentito queste sue parole, quelle che voi avete riportato erano dalla Camera, però il contenuto era molto simile. Allora, per il momento abbiamo sentito solo delle enunciazioni, vediamo se Nordio avrà la capacità di introdurre nell'ordinamento delle misure che salvaguardino la possibilità di avere intercettazioni per determinati reati e quindi diano un contributo fondamentale alla magistratura per perseguire determinati reati. Penso al fatto che Matteo Messina Denaro probabilmente non sarebbe mai stato arrestato se non ci fossero state le intercettazioni e tante altre persone come lui, e che poi sappia introdurre un elemento che, di equilibrio, che riguarda la possibilità della magistratura di indagare, ma anche, diciamo così, l'impossibilità di rendere pubbliche intercettazioni che non abbiano rilevanza penale o che riguardino persone che non sono oggetti di indagini. Bisogna quindi salvaguardare due principi: indagini della magistratura e contemporaneamente la riservatezza delle persone e il rispetto della libertà delle persone. È quello che si è sempre tentato di fare fino a qui, che anche la riforma Cartabia ha tentato di fare. Ora il ministro Nordio ha annunciato questa sua volontà e mi auguro che lo faccia confrontandosi con il Parlamento, confrontandosi con la magistratura e con tutti coloro che rispetto a questo tema possono dare un contributo importante. Certamente. Senta, segretario, allora parliamo di autonomia, perché abbiamo visto che all'interno del governo non ci sono ancora oggi posizioni
naturalmente univoche, le forze di governo non sono allineate su questo tema, con Matteo Salvini che avrebbe in qualche modo battuto i pugni sul tavolo per cercare di portare a casa delle evoluzioni, quantomeno in vista del voto in Lombardia. Che idea si è fatto sulle evoluzioni di queste ultime ore? Sono dei passi in avanti effettivi oppure sono semplicemente così dei gesti, delle discussioni che hanno un valore simbolico giusto perché l'elettorato sia soddisfatto? Sì, propendo per questa sua seconda tesi, che mi rivolgeva naturalmente come domanda. Mi pare che siamo molto lontani dal raggiungimento di un obiettivo così importante come l'autonomia. Mi pare che all'interno del centrodestra, della compagine di governo, ci siano profonde differenze. Allo stato attuale il ministro Calderoli non ha inviato alla Presidenza del Consiglio, o meglio, in sede Consiglio dei Ministri non è mai arrivato il suo disegno di legge sull'autonomia. Vogliono procedere di pari passo con la riforma per introdurre il presidenzialismo nel nostro Paese. Sono due riforme diverse, una che prevede un cambio della Costituzione, quella dell'autonomia invece che si può fare a Costituzione vigente. Sì, anch'io penso che sia un modo per guadagnare un po' di tempo, per dare qualche segnale in vista delle elezioni regionali della Lombardia. Del resto la Lega ha fatto di questa cosa una bandiera ideologica, ne ha fatto un fine più che un mezzo e sappiamo che Fratelli d'Italia non ha nel proprio cuore invece questo tipo di obiettivo. La nostra posizione è chiara, abbiamo detto in più occasioni che è necessario avere una legge quadro, io l'ho anche presentata al Senato, che è necessario che ci siano i LEP e che questi siano finanziati, cioè quei livelli essenziali delle prestazioni che rendano uguali i cittadini in tutto il territorio nazionale, che si sgombri il campo da alcune questioni portate proprio avanti dalla Lega, come quella del residuo fiscale, e che ancora si sgombri il campo dall'autonomia che si possa realizzare su alcune materie come la scuola, per esempio, che invece è un elemento unificante della nostra Repubblica. Ecco, vedremo se questa discussione andrà avanti. Se andrà avanti noi abbiamo queste condizioni di merito che porremo. Temo che sia al momento il frutto più di un tatticismo all'interno della maggioranza che di una volontà di andare avanti. Naturalmente di autonomia, segretario, ci ha parlato l'altro giorno proprio qui a Treviso Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna in corsa per la segreteria nazionale del Partito Democratico, che ha fatto un primo tour, ha toccato 4 province in Veneto, tra cui appunto la Marca Trevigiana, ma anche Vicenza, dove si va al voto naturalmente in primavera. Allora io chiederei alla regia di proporci il servizio che abbiamo realizzato proprio un paio di giorni fa con l'arrivo a Treviso in Veneto di Bonaccini. Tra l'altro Bonaccini, che poi lo avrà visto anche lei naturalmente, ha voluto rendere omaggio alla tomba di Tina Anselmi a Castelfranco. Sentiamolo. Diamoci da fare, abbiamo il tempo per rimontare. Nella vita, come in politica, si può perdere, l'importante è non perdersi, no? Adesso si vota a Treviso, si vota a Vicenza, mi raccomando, uniti, alleanze larghe, alleanze civiche, fatte non per battere gli avversari, nel senso che il programma è ciò che fa la differenza. Dalla trattoria Due Mori, storico quartier generale dello sceriffo Giancarlo Gentilini, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in tour per promuovere la sua candidatura a segretario del Partito Democratico, suona la carica di fronte a una platea di parlamentari, amministratori ed elettori. Prima tappa veneta che include i 2 capoluoghi al voto in primavera, Treviso e Vicenza, e quelli che per i Dem sono diventati dei modelli, Padova e Verona. Io non temo che il PD finisca, come mi chiedono, temo la sua irrilevanza, che è diverso e persino peggio. Se divento segretario garantisco che al governo ci torneremo solo quando vinceremo le elezioni. Abbiamo anni per metterci al lavoro, non sarà facile, però io penso che si può
recuperare e se non lo pensassi non sarei qui. Serve un Partito Democratico che abbia più rapporti con i territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale vi garantisco che la prossima volta i candidati e le candidate al Parlamento li scelgono i veneti con le primarie. Movimento 5 Stelle o Terzo Polo, Bonaccini si dice favorevole a una collaborazione che vada oltre le appartenenze in Parlamento come nei territori. L'aiuto reciproco con il Veneto durante la pandemia ne è un esempio lampante, dice il candidato Dem, tornato sul tema dell'autonomia. Io non vorrei che la Lega stia scommettendo prima delle elezioni lombarde su uno scalpo da esibire ai propri elettori, perché dire no all'autonomia differenziata sarebbe un errore clamoroso anche politico. Infine i timori rispetto ai progressivi tagli alla sanità pubblica, da qui il valore simbolico dell'omaggio di Bonaccini alla castellana Tina Anselmi. Proprio l'Anselmi fu protagonista di una delle riforme più straordinarie che si sono fatte nell'Italia repubblicana, con l'introduzione del sistema sanitario nazionale, ed oggi stanno tagliando ed è un problema gigantesco. Ecco Martella, intanto cosa la colpisce dei vari temi che ha trattato Bonaccini e mi faccia il suo punto su questa corsa alla segreteria nazionale. Guardi, Bonaccini lo stimo, lo conosco personalmente da molti anni e l'ho poi visto nella stessa giornata a Padova e non ho dubbio rispetto al fatto che sull'autonomia abbia le idee molto chiare e sono molto simili a quelle che ho indicato io prima circa l'approccio che vuole avere il Partito Democratico su questa questione e circa invece quanto sta facendo il governo di destra. Così come ho molto condiviso il fatto che sia andato a rendere omaggio sulla tomba di Tina Anselmi, un gesto che ho fatto anch'io nel settembre scorso durante la campagna elettorale a Castelfranco, proprio per indicare quanto sia stata una scelta giusta quella del sistema sanitario nazionale voluta dall'Anselmi, di quanto questo sistema sanitario nazionale vada difeso adesso dopo 2 anni di pandemia e con dei problemi grandissimi che abbiamo anche nella nostra regione, che riguardano le prestazioni che possono essere date ai cittadini, il numero di medici, il numero degli infermieri, i tempi di attesa lunghissimi per le visite e le visite specialistiche. E quindi 2 temi fondamentali che ci riguardano, rispetto al quale il PD del Veneto sta lavorando da tempo. Siamo entrati finalmente nella fase congressuale. Questo sarà il momento per ciascuno di dire la propria opinione e noi ci arriviamo come Partito Democratico del Veneto anche con un nostro contributo che nel corso di questi mesi abbiamo realizzato, che credo possa essere utile del Partito Nazionale. Poi ci arriviamo uniti perché il congresso è importante per ridefinire la nostra identità, per renderci più forti nel lavoro di opposizione, un domani, nell'essere un'alternativa alla destra, ma dobbiamo essere uniti perché di fronte a noi abbiamo 2 grandi scadenze che riguardano la città di Treviso e la città di Vicenza, su cui ci stiamo preparando al meglio con candidati di altissimo rilievo che penso possono essere competitivi e che ai quali noi naturalmente guardiamo con grandissima attenzione e con tutto il nostro sostegno. Benissimo, allora Andrea Martella, grazie mille di essere stato... Prego. Un'ultima cosa secondo me importante, certo, che va al di là del nostro congresso e che invece riguarda il Veneto e l'occupazione e il futuro. Questa mattina, lo dico a voi per primi, ho rivolto al Presidente della Commissione Industria del Senato di cui faccio parte una richiesta di avere un'informativa urgente del Ministro Urso sulla vicenda Intel. Voi sapete di questo insediamento nuovo che ci dovrebbe essere di questa importante azienda proprio in Veneto, che dalle recenti notizie appare essere messo in discussione e rispetto alle quali io penso che il governo debba avere un ruolo attivo per fare tutto ciò che è possibile perché questo investimento non si perda. Abbiamo a che fare con posti di lavoro e anche con una certa qualità del lavoro e quindi
come parlamentare del Veneto ho chiesto che ci sia chiarezza su questo e che il governo svolga questa parte attiva. Bene, credo che sia importante per la nostra regione muoverci su questo uniti per non perdere investimenti ed occupazione. Assolutamente, assolutamente. Il tema dell'occupazione è molto caro naturalmente anche a noi, quindi la ringrazio per questo annuncio. Grazie ad Andrea Martella, grazie segretario regionale del Partito Democratico. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario, poi andremo da Filippo Fois in diretta da Venezia. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3, tanta cronaca in questa nostra diretta di oggi. Ci colleghiamo subito in diretta con Filippo Fois e Sandro Ponchio da Venezia, perché c'è stata l'ennesima serie di spaccate e furti tra la terraferma e la laguna. Tra l'altro di questo parlerà alle 13:30, poi ce lo dirà sicuramente Filippo, il sindaco Luigi Brugnaro, perché di contro ci sono stati anche degli arresti da parte delle forze dell'ordine. Buongiorno Filippo, buongiorno alla tua ospite, ben ritrovato. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Detto bene, alle 13:30 il sindaco ha convocato la stampa a Cafarsetti, sede del Comune di Venezia, per importanti comunicazioni, così è scritto nella comunicazione, riguardo alle spaccate che oramai da tempo stanno colpendo tutto il territorio comunale. Vi presento immediatamente la nostra ospite di questa mattina, che è Sara Wiesmann, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Buongiorno Wiesmann e benvenuta. A tutti. Noi abbiamo cercato rifugio sotto questa tettoia perché a Venezia sta piovendo, un po' come in tutto il Veneto. Oltretutto abbiamo appena sentito dei tuoni piuttosto minacciosi alle nostre spalle, per cui preferiamo rimanere qui. Dove siamo? Siamo in un complesso pubblico, la zona si chiama Sant'Alvise, così come questo complesso, dove si trovano diversi servizi per il cittadino di proprietà comunale, tra cui anche una piscina. Questa piscina stanotte ha subito l'ennesima spaccata, credo che siamo già arrivati a 4 o 5. Fatto sta che Sara Wiesmann è colei che ha portato in Consiglio Comunale il caso di queste spaccate seriali che oramai avvengono a sprombattuto qui. Sì, infatti, dopo 2 spaccate in modo molto ravvicinato, ho presentato una mozione all'interno della sessione di bilancio, ma questa è stata sonoramente bocciata con la motivazione che qui eravamo su quasi un'isola felice, tutto era sotto controllo. In realtà, dopo la presentazione di quella mozione, non solo non ci sono state delle misure di sicurezza, ma ci sono state altre ben 2 spaccate. I ladri entrano e rompono le macchinette delle merendine all'interno del complesso della piscina e ovviamente non è che trovino molto, però fanno danni, molti danni. Infatti alla fine sono più i danni naturalmente di quello che è il bottino, anche perché allora qui diciamo che si entra abbastanza facilmente, a quanto pare, scavalcando un muro che adesso non è possibile inquadrare, ma che comunque vi faremo vedere nei nostri telegiornali di questa sera. Poi all'interno della piscina ci sono queste macchinette del caffè che oramai non vengono neanche più riparate o comunque non sono più attive perché sanno che comunque prima o poi qualcuno entra. Ma infatti adesso come adesso sono chiuse, però entrano lo stesso, solo forse per il gusto di rompere qualcosa o sperano di trovare qualcos'altro. Però il problema grosso è che rompono le porte antipanico ed è già l'altra volta più di 2.000 euro di danni e questa volta saranno stati altrettanti. Siccome questo è un complesso, la Costantino Reyer, tutto il complesso pubblico, e chi paga? Noi. Perché è una cosa pubblica. Beh, comunque poi ci sono anche tutti i privati che stanno pagando. Noi abbiamo raccontato, continueremo a farlo anche questa sera, di molte spaccate, soprattutto quando la spaccata seriale arriva in un negozio, ci raccontano gli esercenti che effettivamente poi l'assicurazione inizia ad alzare il prezzo, addirittura in alcuni casi non vuole più assicurare perché si vede che la zona è particolarmente fragile. Bene, di questo ed altro naturalmente approfondiremo nel corso del nostro telegiornale di questa sera. Intanto ringraziamo Sara Wiesmann del Movimento 5 Stelle. Noi tra poco ci trasferiremo in comune per ascoltare la conferenza stampa del sindaco Luigi Brugnaro. Chissà che ci dica qualcosa anche su questo complesso. Lo chiediamo noi nel caso. Va bene. Lina, ti restituisco la linea allora. Certo, in attesa naturalmente di ricollegarci eventualmente con te, con voi Filippo, dalla conferenza del sindaco Brugnaro. Grazie a te e alla tua ospite. Tra l'altro proprio su questo i carabinieri della compagnia di Mestre hanno
arrestato per furto un soggetto italiano che è stato pizzicato mentre cercava di entrare negli uffici comunali di via Ancona. Anche qui appunto responsabile, secondo gli inquirenti, di aver commesso un furto su un distributore automatico all'interno di questi edifici comunali. E poi, ma magari proprio di queste comunicazioni dà racconto anche il sindaco Brugnaro, sempre a Mestre c'è stato il tentato furto in una scuola. Parliamo della scuola paritaria Maria Immacolata di Favaro Veneto, con una giovane donna che è stata arrestata mentre tentava di entrare negli uffici della segreteria, anzi c'era già entrata, e dove ha rovistato anche nelle scrivanie e negli armadi. È stata bloccata, identificata, gravata da precedenti specifici e poi abbiamo detto formalmente arrestata, tra l'altro giudicata per direttissima e condannata a 1 anno e 10 mesi. Quindi c'è chi compie naturalmente queste azioni, ci sono le forze dell'ordine che cercano in tutti i modi di arginare questo fenomeno. I carabinieri in questo caso hanno compiuto 2 arresti. Adesso Preganziol, vedo collegato Christian Arboit, perché tra i provvedimenti del governo c'è la sanatoria di determinate cartelle esattoriali. Ai comuni viene demandato l'onere di attuare eventualmente questo provvedimento. C'è chi già ha detto no, tra cui il sindaco di Preganziol Paolo Galeano, Partito Democratico, ma probabilmente qui la politica c'entra poco, Christian, perché gli amministratori devono fare i conti con gli introiti e con quello che ritengono anche corretto e giusto. Esatto Lina, hai perfettamente ragione. C'è chi dice no e cominciano a essere davvero in tanti, al di là del colore politico. Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, ha già annunciato il suo no a questa rottamazione. Il provvedimento dovrà però arrivare in Consiglio Comunale, qui tra l'altro ci troviamo nell'aula del Consiglio Comunale di Preganziol, il 29 di gennaio, perché i comuni hanno tempo fino al 31 di gennaio per dire di no. Se non dicono di no con un provvedimento ad hoc, scatta in automatico la normativa del governo, scatta la legge finanziaria e i comi quindi dedicati alla rottamazione delle cartelle. Rottamazione delle cartelle che riguarda le cartelle esattoriali fino ai 1.000 euro emesse ed esigibili tra il 2000 e il 2015, quindi 3 lustri di cartelle esattoriali che in termini molto così terra terra valgono diverse decine di migliaia di euro solo per un comune come quello di Preganziol. Dico bene, sindaco? Certo, è corretto, più o meno questa è la stima molto spanometrica che abbiamo cercato di fare nei giorni scorsi. Il Consiglio Comunale con cui prenderemo la decisione definitiva sarà il 26 di gennaio, giovedì della settimana prossima, e appunto la proposta che si farà al Consiglio sarà quella di non aderire alla rottamazione. Uno, per una questione di principio, non creare differenze rispetto a chi invece ha correttamente pagato. 2, non abbiamo benefici né dal punto di vista burocratico amministrativo perché le procedure comunque rimangono in piedi seppur di importo ridotto, e poi anche dal punto di vista economico comunque sarebbero sempre entrate che vengono meno. Se a tutto questo si somma il fatto che ci sarebbe un'ulteriore disparità nei confronti dei debitori che hanno delle cartelle con riscossori privati, come in alcuni comuni non è il nostro caso, allora sì, abbiamo proprio deciso di proporre questa soluzione al Consiglio, quindi di non rottamare. Ecco, tanti comuni della Marca lo stanno facendo, stanno sciogliendo il nodo proprio in queste ore. Poco fa ho parlato per esempio con il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelleto, anche lui arriverà in Consiglio Comunale con un provvedimento ad hoc. San Biagio di Callalta che ha stimato in 120.000 euro la somma relativa agli oneri, alle sanzioni, agli interessi maturati su queste cartelle esattoriali, perché va fatta una precisazione che è importante. Non parliamo di un annullamento tout court delle sanzioni, ma della parte relativa agli interessi e alle sanzioni. Anche questo è un dato che va comunicato correttamente, perché altrimenti appunto ci sono tanti cittadini che pensano di trovarsi di fronte ad un annullamento totale della sanzione.
Invece no, il capitale rimane e vengono, come dicevi correttamente, annullate le sanzioni di interessi. Per quanto riguarda invece le violazioni del codice della strada, dove la sanzione è sostanzialmente il capitale, lì vengono annullati solo gli interessi. Quindi, come si diceva correttamente, per noi la stima, ci siamo tenuti molto prudenti, è di qualche decina di migliaia di euro, perché è parecchio complesso ricostruire tutta la vicenda di quei 15 anni e quindi sì, ripeto, tutto questo ha comunque dato un supporto nel proporre la non adesione alla rottamazione. Senta Sindaco, ultimissima domanda, questo provvedimento del governo, qualcuno lo ha chiamato mini condono, insomma i termini si sono sprecati, lei come lo giudica, pace fiscale e quant'altro, come lo giudica? È un provvedimento di quelli appunto manifesto, poteva essere fatto diversamente? Beh, le modalità con cui viene proposto ai comuni davvero si lasciano un po' presagire che sia più una mossa elettorale a fini di consenso che sostanza vera. Lo dicono gli importi economici, lo dicono le modalità, lo dice anche questa incomprensibile disparità. Cioè i comuni che hanno la riscossione col soggetto privato non possono neanche prendere in considerazione la rottamazione, mentre chi lo fa con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni invece può farlo. Non si capisce quale diversa valenza abbiano questi debiti, quindi davvero le modalità lasciano molte perplessità. Ripeto, comunque anche in casi analoghi, in situazioni simili del passato, avevamo comunque deciso di non aderire alla possibilità di rottamazione, perché riteniamo che comunque sia corretto che non ci sia un diverso regime rispetto a chi invece paga correttamente. Grazie Sindaco. Dina, se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto, il Sindaco Paolo Galeano dal Consiglio Comunale di Preganziola ti restituirei la linea. Grazie al tuo ospite, a Nicoletta naturalmente, per questo collegamento. Tra poco con i nostri ospiti parleremo di difficoltà anche nel pagamento, poi, perché bisognerebbe anche andare a vedere all'origine poi, no, della difficoltà di pagamento anche delle cartelle esattoriali, cosa c'è. Il momento, lo sappiamo tutti, è complicato. Prima di presentare gli ospiti andiamo a vedere sul sito dell'Arena incidenti e frazioni bloccate per la neve, interviene la protezione civile, fiocchi anche in città e stop ai bus sulle torricelle. Quindi la prima neve che con questa perturbazione che è stata ampiamente annunciata sta arrivando anche in Veneto, arriva dalla parte occidentale della regione, comincia nel Veronese, ma abbiamo notizia anche che in pianura nel Vicentino sta nevicando. Poi vedremo dai colleghi di Vicenza proprio un focus su questo. Ieri vi avevamo proposto le immagini dall'altopiano di Asiago, questa è Verona, vedete insomma che sta imbiancando in maniera significativa e quindi l'attesa neve per quella che magari attendavamo più volentieri a Natale rispetto a ora, ma non importa, sta arrivando, abbiamo visto anche in pianura, oltre che in montagna, appunto anche in pianura e in collina. Fin qui il Veronese e poi vedremo dove altro sta nevicando con, anzi se la regia può riaggiornare la nostra scaletta, forse abbiamo già una disponibilità di un collegamento da Vicenza in tema di meteo. Tra l'altro sappiamo che proprio in queste ore era stata diffusa a livello di protezione civile un'allerta meteo per le nevicate, a cui sappiamo bisogna farsi trovare pronti per non congestionare in particolare la viabilità, la circolazione e soprattutto non rischiare di naturalmente avere incidenti in strada. Insomma, sappiamo da questo punto di vista quali sono tutti gli obblighi e le incombenze anche per quanto riguarda gli pneumatici. Ditemi se ci sono i colleghi da Vicenza, se sono non ancora. Allora aspettiamo un attimo e vi presento il primo dei due ospiti che avremo tra poco per parlare di
di difficoltà anche delle famiglie in questo periodo, in particolare sul fronte della casa, ma non solo delle famiglie, anche di tutti i soggetti che gravitano attorno al tema casa. Allora saluto e ringrazio Giorgio Granello, buongiorno e ben ritrovato, vicepresidente di Confasociazioni, che adesso magari spieghiamo che associazione è. Giorgio Granello che peraltro ha contribuito alla stesura di un testo che si chiama Il coraggio di ripartire, fallire, crescere e ripartire, appunto perché ci sono anche tante realtà che in questo periodo purtroppo hanno dovuto tentare quantomeno di compiere questo percorso, perché si è reso importante, quasi necessario mettere nel su bianco quelle che sono le esperienze per dare anche degli spunti magari a chi deve rimettersi in campo, rimettersi in gioco. È così? Sì, è veramente così, perché la nostra economia, e poi è sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti, oggi soffre come ha sofferto negli ultimi anni, non solo per pandemia, non solo per bollette, ma proprio per la difficoltà di ricollocarsi e quindi di gestire oggi qual è il programma del lavoro. Quindi noi siamo abituati a vedere, non so, i grandi fallimenti o i fallimenti delle aziende importanti, però abbiamo tutto quel mondo di sofferenza per i quali tutti quei lavoratori che lavorano per aziende o in subordine per aziende come i nostri artigiani, per esempio, dove pagano lo scotto di avanzare a volte tanti soldi da non farcela più, a contribuire e quindi a garantire anche la sussistenza della propria aziendina, no? E il nostro territorio è fatto da tante aziendine, in Treviso in particolare, lo ricordiamo, nei tempi buoni dove addirittura avevamo l'apertura dell'anno del lavoro con le camere di commercio a Timisoara, tanto erano i nostri imprenditori impegnati verso il nord-est in particolare, no? Ecco, erano tempi che eravamo arrivati addirittura a 130.000 partite IVA su neanche 900.000 abitanti a Treviso, quindi cosa vuol dire? Che ogni 10 persone avevamo un'azienda, una partita IVA. Ecco, quel lavoro delle piccole aziende, ma la forza della nostra realtà, ha subito poi delle contrazioni e quindi la difficoltà per certe aziende di non ripartire. Abbiamo vissuto i suicidi, ricordiamo di tutti, e poi quelle grande forza perché il fallimento più delle volte era non solo il fallimento dell'azienda, ma era il fallimento della vita. E quindi persone che contribuivano a dare il proprio contributo per la loro famiglia, per il nostro tessuto economico, ma che poi alla fine hanno dovuto sbattere contro un muro. E quindi c'è stato le difficoltà di continuare ad avere crediti con gli istituti finanziari e quindi tanti sono poi dopo anche caduti nella ricerca di facili contributi, che poi dopo l'abbiamo scoperto, è una realtà che si tocca con mano, poi di andare, non so, sotto le grinfie, chiamiamole così, di quelli che prestano denaro non ufficiali. Ecco che lì poi vuol dire compromettersi anche la ripartenza e quindi le difficoltà è quelle di saper reagire e perché poi le istituzioni non riescono a supportare quelle persone, che non dimentichiamolo che hanno un know-how estremamente importante, hanno delle formazioni, dei contributi e quindi non hanno però avuto tantissime volte la capacità di reintrodursi nel mondo del lavoro. Perché? Perché c'è la vergogna di essere falliti, la vergogna di non saper ritrovare quel conforto, anzi tante volte additati da tutte le persone che li conoscevano, non solo nell'ambito lavorativo ma anche all'interno della propria famiglia. Quindi un aiuto che si vorrebbe dare attraverso questa associazione. Confasociazione rappresenta 750 associazioni nazionali per 1.400.000 partite IVA. Sono tutte quelle partite IVA che non sono riconosciute in ambiti e collegi. Parliamo degli amministratori di condominio, dei revisori condominiali, possiamo parlare dei... pensate voi a tutto quel mondo
riconosciuto dalla legge 4 del 2013, dove anche il CNEL, lo Stato, ha riconosciuto la figura di queste professioni. Certamente, allora appunto il coraggio di ripartire, fallire, crescere e ripartire, una pubblicazione voluta dalla Presidente di 100.000 ripartenze, abbiamo detto, Fiorella Pallas, che vedo ha il contributo come patrocinio anche di Confcommercio, Ordine degli Dottori Commercialisti e Confassociazioni appunto. E il contributo che ha dato lei si intitola L'importanza di sapere quando fermarsi. Sì. Perché tante volte qualcuno può fallire per fattori diversi, ma tante volte perché, soprattutto nel nostro nord-est, l'abbiamo visto tante volte, l'imprenditore padrone dove a lui sembra, l'altra parte quell'azienda l'ha creata lui e lui pensa ad oltranza di saper riconoscere anche quelli che possono essere il modo per sanarla, per sistemarla. Ma tante volte bisogna capire che il mondo, bisognerebbe adeguarsi di più al mondo che si vive, quindi stare al passo coi tempi, si dice, no? Quindi le cose che non sono assolutamente da fare sono quelle appunto di ricorrere ad aiuti, a scappatoie, che tra l'altro scappatoie che possono anche compromettere quella che è la sanificazione di debiti, in modo tale poi attraverso anche determinate modalità, anche come quelle del sovraindebitamento, che non riguarda i soggetti fallibili, ma per esempio pensiamo agli artigiani, pensiamo agli agricoltori, pensiamo a tutte quelle figure che hanno il patrimonio immenso, tante volte anche immobiliare, ma che però sono contratti dai debiti, sono contratte anche da realtà che sono poi precipitate. Pensiamo alla famiglia media normale, dove due lavoratori che hanno contratto mutui per l'acquisto della casa e che poi a causa della perdita del lavoro di una dei due coniugi non riescono più a far fronte. Ecco, queste persone rischiano di perdere la casa e quindi anche di non riuscire a risollevare le sorti non solo economiche della propria famiglia, ma facendo cadere nel dramma l'intero nucleo familiare. Quindi ci sono oggi delle possibilità di andare a sanare le proprie posizioni, l'importante è di aver sempre avuto quella condotta, chiamiamola normale, con la diligenza del buon padre di famiglia, dove le istituzioni oggi sono pronte anche ad aiutarli a superare queste tematiche. Ecco, uno dei fattori più preoccupanti è quello dell'emergenza casa, perché allora quando si arriva a perdere la casa e si ha una famiglia, naturalmente la situazione diventa assolutamente drammatica, con nuclei familiari che magari vengono disgregati, eccetera. D'altro canto vediamo, lei che segue gli amministratori di condominio, lo abbiamo sentito prima, anche quali sono le reali difficoltà in questo momento di far quadrare i conti in contesti più allargati, famiglie che non pagano, situazioni problematiche. Poi ci sono anche, e su questo poi magari chiederemo un suo parere, difficoltà a reperire queste case perché i proprietari, i piccoli proprietari, non hanno più tanta voglia di affittare, hanno molte incombenze, si fidano poco. La pandemia, ci diceva Don Davide Schiavon, direttore della Caritas di Treviso, ha acuito questa diffidenza tra le persone, non ha aiutato questi rapporti. Allora vediamo intanto se è collegato l'altro ospite che avevo invitato a parlare di questo tema. Eccolo qua, buongiorno, Paolo Righetti della segreteria CGIL del Veneto, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie Righetti, perché proprio in questi giorni, e qui mi riallaccio al tema casa, voi avete come CGIL Veneto e Sunia lanciato un allarme di emergenza abitativa, è così? Sì, siamo nel pieno di un'emergenza abitativa, ci pare particolarmente grave che in questo periodo di grave emergenza abitativa, dentro un contesto ancora più grave di emergenza economica e sociale, nell'ultima legge di bilancio non sia stato rifinanziato il Fondo Nazionale per il Sostegno agli Affitti e per le morosità incolpevoli. In una condizione come questa è proprio inaccettabile, perché questo rischia di determinare
una vera bomba sociale sul piano dell'emergenza abitativa, soprattutto in un periodo in cui non c'è più il blocco degli sfratti. Anche in Veneto sono centinaia di sfratti esecutivi. Per la maggior parte, lo voglio ricordare, sono sfratti derivanti da morosità incolpevole, da una difficoltà sempre più accentuata di coprire i costi degli affitti e di coprire le spese condominiali, le bollette, l'incremento delle bollette della luce e del gas. E sono sfratti che riguardano tante persone, ma riguardano anche lavoratori che hanno un lavoro precario, che hanno un lavoro povero, riguardano giovani coppie, riguardano anziani e donne sole, per cui è veramente incomprensibile, oltre che inaccettabile, che non sia stato fatto il rifinanziamento del Fondo Nazionale, che poi di solito viene ripartito ai territori, alle regioni e ai comuni. Benissimo, allora Granello, lei che segue da tanti punti di vista queste situazioni di disagio, è stato anche amministratore, è stato anche sindaco, insomma ha toccato con mano quelle che sono le necessità di tutte le parti che compongono il nostro tessuto della società. Guardandolo dall'altra parte, questo disagio delle famiglie e questa necessità di far fronte a queste spese, come viene vissuto da chi gestisce queste situazioni? Allora, è reale veramente, perché non dimentichiamolo che la gran parte degli appartamenti che sono messi in affitto, quindi sono dati in affitto, provengono da piccoli proprietari. Quindi il piccolo proprietario che tante volte con la liquidazione di una vita di lavoro è riuscito finalmente a comprare la casa, un appartamentino magari per porlo in locazione, quindi aiutandolo a superare quelle che sono le entrate della pensione. Ecco, a quel piccolo proprietario ovviamente sta creando un grosso problema la morosità, perché a propria volta si vede mancare quel piccolo contributo, quel medio contributo, dipende dai punti di vista, che effettivamente riusciva a far integrare la propria pensione. Tanto è vero che in questo momento anche di difficoltà, lo vedremo sempre di più adesso con il problema dell'energia e quindi dell'incremento direi assurdo a volte, ma consapevole, perché era già stato nell'aria richiamato più volte, delle bollette. Ecco, quella persona, quell'inquilino, quel conduttore che gestisce l'appartamento di questo piccolo proprietario ovviamente è in difficoltà sia per pagare l'affitto stesso, ma soprattutto anche per contribuire alle spese all'amministratore di condominio. L'amministratore di condominio per norma non riesce a rivalersi nei confronti dell'inquilino, perché il rapporto tra inquilino e proprietario deriva esclusivamente dal rapporto, dal contratto che hanno tra di loro, ossia del contratto di locazione. Ecco che l'amministratore di condominio deve procedere nei confronti del piccolo proprietario per recupero dei debiti, no? Delle mancati versamenti, e questo giocoforza gioca poi in seconda fase o nell'immediatezza della fase con la procedura con lo sfratto di morosità. Ecco che sono le due grandi tematiche che, sommandosi fra di loro, diventano veramente devastanti, portando il conduttore a perdere la casa senza alternative. Ecco Righetti, appunto, voi avete parlato di bomba sociale vera e propria, oltre che di profonda lacerazione del tessuto sociale, perché sentiamo che c'è un effetto domino che si rischia, no? Certo, prima di tutto noi stiamo chiedendo delle cose, non solo stiamo sollecitando tutti i parlamentari veneti, il Ministero delle Infrastrutture, chiunque ha la titolarità a modificare con un ulteriore intervento legislativo questa mancanza di rifinanziamento del fondo. Poi però chiediamo delle cose anche alla Regione, innanzitutto di attivare al più presto una cabina di regie con le organizzazioni sindacali, con le associazioni dei proprietari, con le associazioni degli inquilini, per gestire l'emergenza degli sfratti esecutivi. Dobbiamo trovare qualsiasi soluzione possibile per garantire un passaggio da casa a casa, perché lo ricordo, insomma, la perdita di una casa è il primo elemento che porta a rischio di povertà, a non accedere ad altri servizi fondamentali.
E poi mettere in campo anche con le risorse del bilancio regionale degli incentivi che favoriscano la rinegoziazione dei contratti d'affitto, le garanzie da dare ai piccoli proprietari soprattutto, garanzie che devono essere pubbliche, gli incentivi per estendere i contratti a canone concordato. E poi ci sono due problemi generali, insomma, complessivi. Il primo è che bisogna intervenire per ridurre l'emergenza salariale, perché anche di questo si tratta, e per bloccare meglio, contenere meglio quella che è una grande speculazione sui meccanismi che determinano i costi energetici che poi si riflettono sulle bollette del gas e della luce. E poi un piano straordinario di incremento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questo non lo sta facendo né il PNRR né la legge di bilancio nazionale, tantomeno la legge di bilancio regionale, quando invece c'è una domanda crescente e diversificata, perché sono cambiate le dinamiche e le caratteristiche di composizione dei nuclei familiari. Adesso non ci sono dati aggiornati, ma fino a qualche anno fa la domanda di edilizia residenziale pubblica in Veneto era circa 15.000 persone. Poi magari qualcuno l'avrà ottenuto, però nel frattempo, dopo la pandemia e dopo questa nuova emergenza geopolitica internazionale, sta ricrescendo di nuovo questo bisogno e questa domanda. Per cui bisogna almeno iniziare una programmazione che può essere anche pluriennale, ma incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, partendo da quelli che ci sono, dal recupero e riutilizzo delle case sfitte, di quelle che sono oramai degradate, che è necessario ristrutturare, mettere in campo l'efficientamento energetico, ma mettere il più presto possibile a disposizione di chi ne ha bisogno. Ecco, chiederei alla regia di proporci il contributo alla breve intervista che abbiamo realizzato con il direttore della Caritas diocesana di Treviso, Don Davide Schiavon, che ha a che fare purtroppo con questi temi ogni giorno, perché anche alla Caritas va chi naturalmente non ha un posto alternativo, e ci ha detto delle cose piuttosto allarmanti anche sulla mancata tutela delle famiglie con minori. Una volta erano salvaguardati, insomma, i nuclei che avevano bambini, dice adesso vengono lasciate per strada anche mamme da sole con bambini, non c'è più nessuno scrupolo, e ci ha raccontato le sue preoccupazioni proprio sul tema casa. Sentiamolo. Don Davide, situazione casa che vi preoccupa, dunque, è così? Sì, diciamo che nell'ultimo periodo, cioè già da alcuni anni, ci sono queste difficoltà per persone che hanno lo sfratto, e anche per persone che in seguito anche alle difficoltà economiche sono inadempienti, diciamo, negli affitti e anche a volte nei mutui. Ecco, quello che ci preoccupa è la fatica di reperire affitti nel territorio, per cui anche con la garanzia della nostra stessa Caritas si fa fatica, ecco, a trovare questo, e questo una volta era maggiormente per le persone provenienti da altri paesi, oggi è anche per gli italiani, quindi è veramente una fatica grossa che incontriamo, e quindi rivolgo anche un appello perché si possa, ecco, intervenire sia a livello politico e anche istituzionale per favorire e per aiutare anche le persone che possono mettere a disposizione appartamenti per la locazione, perché è una fatica che sta crescendo sempre più. Ma perché? Che motivazioni vengono addotte per non dare in affitto le abitazioni? Ma diciamo che direttamente, ecco, non è che abbiamo dei riscontri così evidenti, ma indubbiamente persone che affittano, che magari poi hanno anche gli oneri delle tasse, di queste cose che non ricevono entrate, un po' così, hanno lasciato, preferiscono tenere sfitto l'appartamento piuttosto che darlo in locazione. Ecco, questa è una motivazione. E dopo, ecco, penso la sfiducia che indubbiamente anche il tempo della pandemia ha acuito, per cui la sfiducia fra persone è un elemento che invece culturalmente sul quale bisogna lavorare insieme. Un'ultima cosa, voi avete visto un incremento degli sfratti in questo periodo, Don Davide? Sì, diciamo che ultimamente abbiamo assistito a un aumento di questo, e soprattutto, ecco, anche dove una volta teneva maggiormente la tutela anche di famiglie con i minori, oggi questa fa anche più fatica, perché poi subentrano svariate, ecco, motivazioni su questo, però effettivamente l'aumento c'è.
Ecco, fin qui Don Davide, lo abbiamo sentito, la sua preoccupazione. Giorgio Granello, allora c'è una risposta politica alla diffidenza dei piccoli proprietari a dare in affitto questi appartamenti? C'è qualcosa, qualche provvedimento che si potrebbe fare? E poi anche la sua esperienza, lei che è consulente del Tribunale, che lavora con questi temi ogni giorno nelle aule di Tribunale, su quello, la sua esperienza su quello che avviene là dentro, perché abbiamo parlato di bomba sociale, ma sta già avvenendo qualcosa di grave. Certamente sta già avvenendo, perché noi abbiamo due canalizzazioni. È vero, abbiamo il problema degli sfratti che diventano esecutivi perché dopo la pandemia sono stati liberalizzati, quindi l'ufficiale giudiziario che fra virgolette comanda le operazioni riesce tante volte a dare 1 o 2 proroghe agli sfratti, e poi attingendo agli assistenti sociali che dovrebbero un po' accompagnare queste cose, il supporto non è all'altezza, ma perché mancano case, non ci sono case a sufficienza e paghiamo tanto. Mi devo anche un po' così lasciare andare un pochino, nel senso che ai tempi che le case popolari, per esempio, ce n'erano tantissime, e c'è stata quella politica del passato dove è stato permesso agli occupanti di quelle case di acquistarle anche a prezzo inferiore, mentre sappiamo benissimo che una percentuale di popolazione non sarà mai in grado di acquistarle quelle case, quindi certe realtà dovevano essere riservate per chi questa possibilità non ce l'hanno, per esempio. Quindi l'esigenza abitativa deve essere anche sopportata, deve riuscire a costruire e quindi anche poter realizzare situazioni di soluzione a questa emergenza. Dall'altro canto abbiamo anche parallelamente il problema degli sloggi. Cosa sono gli sloggi? È un'altra realtà, non è gestita dall'ufficiale giudiziario, ma è gestita dal custode della procedura. E cosa succede? Che tante volte interviene lo sfratto quando quella casa è andata all'asta e su richiesta ovviamente di chi l'ha acquistata c'è la liberazione dell'immobile. Quindi anche questa è una procedura che incombe su tutti noi, perché è abbastanza all'ordine del giorno, e in tribunale queste realtà si vivono veramente con delle procedure che oggi sono addirittura inarrestabili. Tanto è vero che quelle case che sono state vendute per soddisfare i creditori, tanto è vero che sono andate in esecuzioni immobiliari, vengono consegnate ai proprietari che a loro volta magari tante volte le acquistano per la loro prima casa. Quindi passano da quello che era la residenza dell'esecutato alla nuova abitazione del nuovo. Diversamente è da sperare, almeno nella continuità, che l'investitore invece che è andato ad acquistare quella casa all'asta si renda disponibile alla locazione, ma il problema è sempre il ritorno dell'investimento, e quindi il canone di locazione che è, chiamiamolo, plasmato e così correlato all'acquisto fatto, ovviamente a chi l'ha fatto quell'acquisto, quell'investimento, si aspetta il ritorno dei soldi che ha impegnato. Quindi cosa voglio dire? Anch'io mi associo alle richieste che sono state fatte di creare i fondi per realizzare queste strutture, ma quando ci saranno i fondi dobbiamo anche pensare, perché per costruire un condominio, per esempio, tra concessioni edilizie e costruzioni e via dicendo, possono passare anche 2 anni, e la realtà invece che stiamo assistendo non li possono assolutamente attendere. Ecco Righetti, la vostra segretaria generale veneto Tiziana Basso parla di drammaticità di un problema che rischia di scaricarsi sulle amministrazioni locali, naturalmente. Anche su questo aspetto farete il punto nel congresso regionale del Sunia Veneto, che è previsto per il 25 di gennaio, è così? Non la sentiamo? Non sentiamo più l'audio. Mi sentite? Sì, ecco, adesso sì, grazie. Sì.
Se si glielo conferma il 25 gennaio, cioè il congresso regionale del SUNIA, sarà l'occasione per rilanciare la drammaticità della situazione e tutte le nostre proposte di intervento che ho richiamato prima e che ribadisco. Certamente questa situazione è una situazione che ricade principalmente sulle amministrazioni locali, sui territori, sulle città che si trovano a gestire direttamente queste situazioni, per cui ricette magiche non ce ne sono, però innanzitutto vanno ripristinate risorse sufficienti. Prima di tutto io dico, se molti di questi sfratti esecutivi sono per morosità incolpevole, agiamo almeno per un periodo transitorio per sostenere costi e spese che in questo momento le persone, le famiglie interessate non riescono a sostenere. E lo stesso anche più in prospettiva futura per ridurre un po' la diffidenza e la perplessità dei piccoli proprietari. Poi ci sono anche i grandi investitori, che è un'altra partita ancora, a mettere in affitto le proprie abitazioni. Lo ripeto, insomma, se ci fossero forme di garanzia pubblica che dessero certezze anche a chi è proprietario di un appartamento o di più appartamenti, probabilmente quella diffidenza sarebbe minore, probabilmente ci sarebbero più appartamenti disponibili, insomma, ecco. Sì, tra l'altro sentivamo Don Davide che diceva neanche con la garanzia della Caritas, no? Che penso sia un ente più che robusto, visto chi ha alle spalle, dovrebbe essere sufficiente. Sì, neanche per le emergenze sociali, proprio quelle dei minori, delle donne sole con figli, cioè siamo a un livello proprio di scarsa civiltà rispetto a come stiamo affrontando e gestendo questa situazione. Per cui l'appello, insomma, a tutte le forze politiche, agli organismi istituzionali, alle amministrazioni, di approfondire la cosa e soprattutto di intervenire il più tempestivamente possibile, nell'immediato rispetto all'emergenza, ma anche con una visione un po' più lunga rispetto alle esigenze strutturali che stanno emergendo e che si stanno manifestando. Ecco, su questo chiederei alla regia di proporci un'altra intervista che abbiamo realizzato invece con Gloria Tessarolo, che è assessore al sociale del Comune di Treviso. Tra l'altro Comune di Treviso che sta rifacendo da zero insieme ad Ater la graduatoria per gli alloggi di edilizia pubblica per le note vicende dell'inchiesta che ha interessato l'assegnazione delle case popolari, inchiesta che sta facendo il suo corso, ma nella massima trasparenza il Comune ha deciso di azzerare la graduatoria e di riproporla. L'assessore ci dice ci vorranno naturalmente dei tempi tecnici perché poi si possa tornare a dare una risposta attraverso a questo, ma non è neanche questo il messaggio che mi interessava sottoporvi. Più che altro è la richiesta di aiuto che arriva dai comuni nei confronti di Regione e Governo per non essere lasciati soli a far fronte a questa emergenza, perché il solo capoluogo della Marca trevigiana, ci diceva l'assessore, ha centinaia di sfratti in essere. Sentiamola. Temevamo l'inizio di questo nuovo anno con questo inverno complesso di rincari per l'emergenza sfratti, dopo appunto che la normativa li ha consentiti nuovamente. Come sta andando? La situazione è grave, non l'abbiamo mai nascosto, il Comune è in prima linea insieme a tante associazioni di volontariato, non può essere lasciato solo però, e quindi noi stiamo mettendo in campo tutti i mezzi disponibili, abbiamo accelerato sul bando ERP proprio per riuscire a dare tutta la disponibilità di immobili che abbiamo nel tempo più breve e ovviamente rispettando le procedure, quindi non saranno tempi brevi percepiti così dalla cittadinanza, perché parliamo dell'autunno, quindi chi è in emergenza oggi la risposta chiaramente è molto lunga. Stiamo lavorando nuovamente sulle emergenze abitative per poter dare sfogo alle quasi 200 domande che avevamo alla chiusura dell'anno 2022 che restano lì giacenti e alle nuove che arrivano, quindi siamo in continua emergenza, però è importante che vengano attivati dei nuovi strumenti a livello nazionale e regionale. I comuni sono in trincea, i comuni sono in prima linea, stanno intervenendo sia con fondi che anche con soluzioni alternative, quindi coinvolgendo il privato sociale ad esempio, ma non abbiamo
sono conigli da tirar fuori dal cilindro. Quindi è una situazione grave che noi stiamo puntellando, monitorando e su cui stiamo chiedendo aiuto. Ecco Granello, non è davvero semplice fare gli amministratori locali in questo frangente. No, non è assolutamente semplice, anche perché per rispondere alle esigenze dei cittadini oggi bisognerebbe tirar fuori dal cilindro veramente soluzioni che non sono nella disponibilità della gestione stessa e quindi anche delle risorse. Quindi si sta parlando moltissimo, lo stiamo vivendo, del PNRR, delle risorse che stanno arrivando, sono arrivate per fare tutto un insieme di attività e via dicendo, e non possiamo assolutamente tralasciare quello che è l'emergenza abitazione. Senza casa il cittadino perde qualsiasi riferimento alla vita propria e dei propri familiari. Quindi credo che in un mondo come stiamo vivendo adesso, in un 2023, vanno sicuramente privilegiate spese, risorse e progetti per risolvere una questione che non è di questi ultimi tempi. In questi ultimi tempi sta solamente ingigantendosi e sta diventando veramente una emergenza. Quindi l'appello che io faccio è anche per questi amministratori poter gestire il loro territorio, dargli la possibilità di intervenire e aiutare i propri cittadini. Ecco Righetti, cosa ne pensa lei di queste parole dell'assessore di Treviso, che poi penso che anche se cambiassimo città o cambiassimo colore politico quello sarebbe poi la situazione, insomma? Mi pare che non ci sia nulla da aggiungere, è la testimonianza più evidente di quello che abbiamo detto fino adesso, insomma c'è un'emergenza vera e propria e ovviamente chi è in trincea sono proprio le amministrazioni locali, i territori. È vero che il PNRR stanzia risorse importanti, ma le stanzia solo per l'efficientamento energetico e per la rigenerazione urbana. Per l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica non stanzia niente. Per quello insisto a dire servono ulteriori interventi legislativi a livello nazionale, sia per gestire l'emergenza sia per costruire una prospettiva di riduzione dello scarto fra la domanda e l'offerta, e servono anche a livello regionale. Io voglio ricordare che nella manifestazione regionale unitaria che abbiamo fatto assieme a CISL e UIL il 29 di novembre, per avere risorse aggiuntive nel bilancio regionale proprio per rispondere alle maggiori criticità dell'emergenza sociale, uno dei temi che avevamo posto era un sostegno maggiore ai costi degli affitti, ai costi delle spese condominiali e delle bollette che sono cresciute, anche attraverso strumenti straordinari come l'applicazione finalmente in Veneto dell'addizionale regionale IRPEF sui redditi più alti. In un primo momento sembrava che la regione, il presidente Zaia, fosse quasi disposto a ragionare su questo provvedimento, poi invece all'interno della maggioranza non hanno trovato l'accordo e non se n'è fatto nulla. L'emergenza sociale invece resta in tutta la sua dimensione e in tutta la sua drammaticità, e noi come organizzazioni sindacali continueremo a insistere, ovviamente a livello nazionale ma anche nei confronti della regione, perché su questo ambito vengano prese misure, quelle possibili ora ma anche quelle programmabili in futuro. Volevo chiedere la vostra opinione, anche se non riguarda strettamente il nostro territorio, però è un caso che ha fatto discutere sinceramente tutta Italia, no? E anche con chi magari è scettico che sia veramente così oppure no, e nella speranza che non capiti anche nelle nostre città che gli affitti schizzino a quei livelli, il caso di questa bidella pendolare che da Napoli va a Milano ogni giorno in treno, perché i costi, dice, degli appartamenti a Milano, di qualsiasi alloggio, anche di una stanza, insomma di una stamberga qualsiasi, sono inaccessibili per chi ha uno stipendio all'italiana, perché qui siamo in una condizione abitativa con prezzi all'americana, con gli stipendi di casa nostra. È così? Cosa ne pensa Granello? Ha toccato veramente uno dei punti salienti, la realtà del nord, in particolare Milano, col resto anche direi
non solo del nord ma soprattutto con il sud, è veramente impossibile da gestire. Chi ha un lavoro, tanto è vero che noi siamo abituati da sempre che chi va a lavorare a Milano, i pendolari che partono da Verona sono direi quasi migliaia, se non tantissime centinaia. Ma perché? Perché il flusso è sempre stato quello, cioè andare a lavorare, mantenere la famiglia lontano da Milano e dalla Lombardia, magari come centri più grossi, proprio per l'impossibilità di poter sopperire e anche gestire un contratto del genere che non sono assolutamente alle portate delle famiglie. Che poi Righetti, qua c'è un tema di affitti e c'è un tema anche di lavoro a tutti i costi. Ha un senso condurre un'esistenza del genere? Sarà pure un posto fisso, però c'è da porsi la domanda, o no? Ma innanzitutto voglio dire che il problema non riguarda solo Milano, riguarda anche il nostro Veneto, le nostre città. Se vi ricordate in estate, ma non solo, erano sorte polemiche da parte delle associazioni imprenditoriali sulla difficoltà di trovare lavoratori anche nei settori del turismo, dei servizi, ma in molti casi quella difficoltà è motivata anche dai costi che una persona che cerca, un giovane che cerca un lavoro ha nel sostenere i costi anche abitativi, soprattutto nelle zone turistiche. Molte richieste che venivano fatte nel Bellunese, magari c'era una disponibilità ad andare a lavorare, ma c'era un'impossibilità quasi di trovare un'abitazione o di trovarla a costi sostenibili, perché se si spende di più per pagare l'affitto che di quello che si prende a lavorare, che spesso sono salari bassi e contenuti, insomma, capisce che diventa impossibile. E poi c'è il tema del lavoro a tutti i costi, questo caso del pendolarismo da Napoli a Milano lo pone, implica una valutazione molto, molto soggettiva sia della propria condizione sia della propria volontà. Della propria condizione perché per esempio chi ha famiglia è molto più difficile che possa sobbarcarsi un tempo di percorrenza per andare da una località di residenza alla località di lavoro così alta. Adesso questo è forse l'esempio più eclatante, insomma, ma ce ne sono anche più diffusi, anche se più limitati. E poi c'è la valutazione su che cos'è prioritario in quel momento per la persona, l'uomo, la donna, il giovane che cerca il lavoro, perché potrebbe essere prioritario avere comunque il lavoro, darsi una speranza di continuità, entrare in un meccanismo in cui c'è un versamento anche della contribuzione previdenziale, no? di tutte le cose accessorie e correlate. Certo, alcune situazioni sono insostenibili. L'esempio che è stato fatto è un esempio limite, insomma, per la maggior parte non si riesce a sostenere una condizione di quella natura. È lo stesso ragionamento che vale per il reddito di cittadinanza, ma anche per chi percepisce la NASPI, dove ci sono le condizionalità, dove chi rifiuta un lavoro rischia di perdere il sussidio, il sostegno. Però il lavoro deve essere congruo. Quando diciamo che deve essere congruo, vuol dire che deve essere congruo non solo rispetto all'esperienza pregressa, all'inquadramento pregresso, alle caratteristiche e alle competenze professionali, ma anche rispetto alla distanza e ai costi che uno deve sostenere per poter andare a fare quel lavoro. Certo, tra l'altro leggo con voi la notizia a proposito di spese da pagare, che è confermato lo sciopero dei benzinai, perché le associazioni dei gestori in conferenza stampa al termine dell'incontro con il ministro delle imprese del Made in Italy, il padovano tra l'altro Adolfo Urso, hanno comunicato una profonda delusione. Ci aspettavamo ben altro per revocare lo sciopero, ha affermato il presidente nazionale di categoria della Confcommercio Bruno Bearzi. C'è stato uno sforzo per ridurre le sanzioni, ma rimane l'obbligo del cartello, il famoso cartello. Così il messaggio che rimane è che siamo una categoria da tenere sotto controllo perché speculiamo, da qui la conferma dello sciopero. Noi abbiamo
il padovano Flavio Convento. Dovremmo essere in grado di mostrarvi adesso un video con una sua dichiarazione proprio al termine di questo incontro a Roma davanti alla sede nazionale di Confesercenti. Confermato lo sciopero del 25 e 26 gennaio, purtroppo il governo ha disatteso le nostre aspettative. Dopo un'apertura che c'è stata sull'incontro di lunedì, oggi fondamentalmente si sono un po' rimangiati le parole. Questo ci ha molto disturbato e sicuramente penalizza una categoria che è da anni che è in sofferenza, e quindi anche l'esposizione del prezzo medio, come si era parlato di un QR code per evitare una serie di complicazioni e di incombenze che vanno a questa categoria. Si ritorna a delle sanzioni che si capirà fra 60 giorni di quanto sarà l'importo, ma sicuramente grosse difficoltà a tutta una categoria. Quindi confermiamo lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Ecco, così dunque Convento, per cui insomma abbiamo visto che anche su questo fronte non se ne viene fuori, e attenzione allora a non rimanere senza benzina purtroppo in quei 2 giorni. Allora io vi ringrazio moltissimo della vostra partecipazione. Giorgio Granello, vicepresidente di Confassociazioni, ma molte altre cose, grazie per essere stato nostro ospite, perché ha davvero una visione a 360 gradi, naturalmente come sempre la CGIL che è sempre al nostro fianco, sempre disponibile. Grazie Paolo Righetti, buon lavoro su questo fronte di cui abbiamo parlato, dell'emergenza abitativa. Dunque, prima di andare in pubblicità, grazie infinite, prima di andare velocemente in pubblicità chiedo alla regia se ci può offrire il contributo, il collegamento che arriva da Vicenza proprio sulla prima neve che sta cadendo, con tutti gli avvertimenti del caso. Vediamo Luisa Bertini con un ospite, sentiamola. Sì, buongiorno, siamo in compagnia di Carlo Rigon, amministratore unico di AMCPS, perché oggi, stamattina, intorno alle 10, è scattato il piano neve e quindi la salatura delle strade, che qui nel comune di Vicenza sono 560 chilometri. Ecco, cosa sta succedendo da stamattina alle 10? Ma abbiamo attivato i mezzi per lo spargimento di sale in via precauzionale, visto che i fenomeni previsti attualmente non sono così critici. Dovremmo andare verso una pioggia mista a neve nel corso del pomeriggio, però a livello preventivo siamo partiti appunto con lo spargimento del sale, a cominciare dai punti più sensibili, e quindi Cavalcavia, le zone collinari di Monteberico, sottopassi, ponti e quant'altro. Procederemo sulla base dell'evolversi anche della situazione meteo nell'arco della giornata, per arrivare teoricamente entro sera al completamento della salatura complessiva, a meno che ovviamente non cambino le condizioni e non suggeriscano interventi di tipo diverso. Comunque intanto voi avete messo in preventivo un'allerta fino a domani mattina con diversi livelli di criticità. Sì, esatto, l'allerta neve per il momento è attivato fino a domani mattina. Adesso stiamo monitorando l'evolversi della situazione meteorologica. Innanzitutto adesso stiamo provvedendo appunto alla prima salatura dei punti sensibili. Andremo nel corso della giornata a praticamente trattare tutta la superficie viaria del patrimonio che abbiamo in gestione. Poi vediamo come evolve la situazione. Dovesse evolvere in senso positivo e quindi senza precipitazioni significative, interromperemo le operazioni. Viceversa, qualora i fenomeni nevosi dovessero intensificarsi, entreremo in servizio con ulteriori mezzi ed eventualmente, ma non dovrebbe essere questo il caso, anche con i mezzi con le lame spargineve. Ecco, io ringrazio Carlo Rigon, a voi la linea. Grazie Luisa, grazie al tuo ospite. Allora, visto che parliamo proprio del tempo, adesso ci fermiamo con le previsioni meteo. Fate particolare attenzione visto a quello che è la situazione anche sul fronte neve. Un po' di pubblicità, poi rientriamo con nuove ospiti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Giunge aria più fredda in quota, portando nuova instabilità e determinando un sensibile calo termico sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 19 gennaio.
Sul Veneto tempo in peggioramento con cielo coperto e precipitazioni diffuse, localmente anche moderate. Non si esclude qualche fiocco di neve fin verso le zone di pianura misto a pioggia. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature in calo, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece comprese tra 3 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso con precipitazioni sparse e moderate. Su pianura e costa potranno verificarsi deboli nevicate. Sostenuti i venti di Bora. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche in questo caso precipitazioni diffuse con nevicate a quote molto basse. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, ultima parte, ultimi 3/4 d'ora insieme. Allora, ci saranno dei collegamenti, ci saranno altri temi, teniamo sott'occhio come sempre la cronaca e quel che succede in Veneto in queste ore. Abbiamo visto poco fa il collegamento da Vicenza sull'emergenza neve, vi abbiamo detto che lo sciopero dei benzinai è confermato e fate attenzione perché inizierà alle 19 del 24 di gennaio e i gestori hanno già fatto sapere che saranno chiusi anche gli impianti self-service, se era questo il pensiero che magari avevate per rifornirvi, quindi c'è, se non cambieranno le cose, da rifletterci un attimo. Adesso noi andiamo a parlare di un altro tema su cui cerchiamo di tenere alta l'attenzione. Purtroppo la cronaca ci viene tristemente in aiuto in questo, con fatti continui, episodi continui di violenza sulle donne. L'ultimo in ordine di tempo che ha fatto molto parlare, ha fatto grandissima impressione anche per le circostanze, le modalità tutte da accertare, è quello il femminicidio di Roma con quella giovane donna di 34 anni uccisa per strada dal compagno che voleva lasciare dopo essere usciti, dopo essersi allontanati da un ristorante. Per farlo parliamo con 3 rappresentanti del nostro territorio che operano a diversi livelli, sotto diversi aspetti in questo ambito. Saluto e ringrazio perché le vedo già collegate. Sara De Vido, professoressa associata all'Università di Ca' Foscari. Buongiorno Sara e ben ritrovata. Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno. Grazie, che si occupa in particolare proprio di violenza di genere e di quelli che sono le direttive, le norme internazionali su questo fronte. Patrizia Marcuzzo, che già conosciamo, responsabile del Centro Antiviolenza di Venezia. Buongiorno e ben ritrovata Patrizia, grazie. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. E poi Mariangela Semenzato, che è un'avvocatessa che collabora proprio con il Centro Antiviolenza di Venezia e tocca con mano e poi agisce naturalmente di conseguenza rispetto a quelle che sono le richieste di aiuto delle donne. Buongiorno. Buongiorno e grazie a tutte e tre, è sempre bello per me avere ospiti donne e soprattutto parlare di donne, perché non bisogna davvero abbassare l'attenzione. Ci sono già state 5 vittime in Italia da inizio 2023 purtroppo di femminicidio e questo caso di Roma, abbiamo detto, ha suscitato grande scalpore, fa parlare, ma tutto aiuta a tenere alta l'attenzione, anche la decisione, no, di Chiara Ferragni di devolvere il suo cachet di Sanremo a questa causa, perché è necessario, ecco, tenere, appunto, abbiamo detto, tutte le antenne dritte su questo tema. Allora comincerei da Patrizia per avere un po' il punto. Abbiamo detto in Italia 5 vittime da inizio 2023 e richieste d'aiuto che sono continue. Patrizia, è così? Sì, assolutamente così. Abbiamo appena verificato quelli che sono stati i dati di affluenza di donne
che hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza nell'anno 2022 e non ci siamo stupite nel vedere che le richieste sono negli anni, insomma, i numeri si ripetono i numeri delle donne che si rivolgono ai centri, le caratteristiche di queste donne, perché ci domandano l'età, le professioni, quali sono insomma le categorie virgolette maggiormente rappresentative, e ogni volta noi dobbiamo constatare che sono rappresentate tutte le tipologie di donne, a prescindere dalla cultura, a prescindere dalla nazionalità, a prescindere dal titolo di studio. Un altro dato importante che abbiamo riscontrato quest'anno è stato nuovamente una richiesta di aiuto in urgenza da donne del territorio. Negli anni abbiamo sviluppato proprio un intervento in aiuto a donne anche sconosciute, spessissimo sconosciute, che si rivolgono magari al pronto soccorso, alle forze dell'ordine o direttamente anche a noi, e hanno necessità di un inserimento urgente in una struttura per protezione, quindi allontanamento urgente da casa. Dall'anno 2019 ad oggi abbiamo avuto una crescita di queste richieste di ospitalità in urgenza, donne con grave rischio di recidiva di nuove azioni violente. Anche quest'anno siamo a 39 donne, molte di queste avevano dei bambini, 39 donne e 41 minori che abbiamo inserito appunto in ospitalità. Questo è solo l'inizio, la fase della protezione è solo la prima, e poi c'è tutto un lavoro di supporto a queste donne e di lavoro sull'empowerment affinché riescano a acquisire delle proprie autonomie e a tornare in tempi purtroppo medio-lunghi sul territorio con un progetto alle spalle di uscita dalla violenza, e quindi i numeri sono sì importanti. Abbiamo avuto delle collaborazioni importantissime da parte del pronto soccorso degli ospedali di Mestre e Venezia. Abbiamo attivo dal 1999 una reperibilità H24, è un dispositivo molto prezioso ma anche poco diffuso perché è molto oneroso. Dal 99 il Comune di Venezia ha all'attivo una reperibilità telefonica H24 delle operatrici del centro antiviolenza a disposizione degli operatori sanitari del pronto soccorso di Mestre e di Venezia. Nel 2022 gli ospedali ci hanno chiamato 79 volte, 79 attivazioni, spessissimo per situazioni di urgenza, anche qui con necessità di collocazione anche alloggiativa. Un altro punto di arrivo molto importante è la porta di accesso delle forze dell'ordine che hanno il supporto del PRIS, pronto intervento sociale, un dispositivo sempre dell'amministrazione comunale, e che mette in protezione per massimo 5 giorni inizialmente le donne, e poi però c'è un aggancio, un passaggio di queste situazioni, un avvicinamento di queste situazioni dal PRIS al centro antiviolenza, che si fa carico appunto di queste donne e minori, i bambini sono tanti, e comincia poi una storia nuova in protezione, in una casa rifugio piuttosto che in altri ambienti alloggi idonei, e con loro si cominciano a fare degli interventi molto importanti sempre. Benissimo Patrizia, grazie di questo quadro molto chiaro che ci ha dato. Sappiamo che sono continuamente adottati, o si cerca quantomeno anche a livello legislativo di tenersi aggiornati ad adottare tutti gli strumenti necessari per consentire alle donne di tenersi lontane da questi soggetti che si dimostrano violenti. Abbiamo sentito parlare anche col caso di Roma di quelli che sono i segnali che una donna può dare per cercare di attirare l'attenzione, e poi si potrebbe forse già fare, Mariangela Semenzato, un primo bilancio di quella che è l'efficacia del cosiddetto codice rosso, se sta funzionando o non sta funzionando questo inasprimento anche dei provvedimenti nei confronti di soggetti che evidentemente non lo vogliono proprio capire, di dover rimanere distanti da queste donne. Sì, a mio avviso e per quella che è la nostra esperienza quotidiana e riscontri che abbiamo sia tramite il centro ma anche dal punto di vista così professionale e privato, seppure come tutti gli strumenti sia perfettibile, però sicuramente il codice rosso ha portato a un ulteriore miglioramento del quadro di tutela dedicato alle vittime di violenza.
Parlo di ulteriore miglioramento perché comunque bisogna anche dare atto del fatto che anche in precedenza c'erano stati dei grossi passi avanti. Con il codice rosso sicuramente ne abbiamo fatti, ne vediamo di ulteriori, soprattutto sulla rapidità di intervento, sul fatto che vediamo che c'è stata una ulteriore implementazione degli aggiornamenti, della sensibilizzazione delle forze dell'ordine che vengono quasi sempre per prima a contatto con questo tipo di situazioni e proprio anche sulla frequenza con cui vengono poi concessi e adottati dei provvedimenti cautelari diretti a mettere in sicurezza le vittime di violenza. Ripeto, è sempre tutto perfettibile e migliorabile, purtroppo il quadro, come dire, giustizia non è semplice in alcun settore e quindi spesso risente magari di quelle mancanze di personale, di quei rallentamenti dei quali tutti sentiamo parlare, però in questo settore noi possiamo notare che l'intervento è sempre più rapido e sempre più professionale. Ci sono degli strumenti molto avanzati che sono soprattutto le misure cautelari che spesso vengono adottate a protezione delle vittime, come il divieto di avvicinamento, l'allontanamento dalla casa familiare dell'aggressore, quando non in casi ancora più gravi la custodia cautelare in carcere, e che oggi consentono veramente un grado di protezione che fino a pochi anni fa noi non potevamo nemmeno ipotizzare di ottenere. Quindi le persone che vivono questo tipo di situazione possono rivolgersi con fiducia e chiedere aiuto. Un'altra cosa molto importante che mi preme dire, perché è uno dei timori che più spesso ci vengono espressi dalle vittime, è il fatto che tutta questa attività di accertamento, di richiesta delle misure avviene in segreto. Cioè l'aggressore non è a conoscenza dell'attività che si sta svolgendo per accertare la violenza e per riuscire a mettere in sicurezza la vittima, perché spesso le donne hanno paura di denunciare perché temono che poi il denunciato lo venga a sapere e vi siano ripercussioni ancora più gravi su di loro e sui loro figli. E questo è un aspetto che noi dobbiamo, come dire, evidenziare, sempre sottolineare, perché ci sia la massima fiducia poi nel rivolgersi alle autorità. Ecco, esatto, quindi passi in avanti ne sono stati compiuti, abbiamo detto. E all'esito, chiedo a lei perché appunto è del mestiere, all'esito poi di quelli che sono i processi in aula, si arriva effettivamente a delle pene, a delle condanne rilevanti? Sì. Ci sono processi nei quali difficilmente, devo dire, si vedono delle assoluzioni. Normalmente la condanna, la sanzione penale segue sempre, ovviamente l'entità è sempre commisurata alla gravità dei fatti, quindi dipende se ci sono state per esempio anche delle lesioni fisiche, che non sempre ci sono e non sono necessarie né per denunciare né per condannare questo tipo di fenomeno, perché ricordiamoci sempre che la violenza, prima di essere fisica, è psicologica, è verbale, è economica, è una limitazione della libertà costante, quindi poi dopo magari avremo anche modo di entrare nel dettaglio, però i processi normalmente si concludono con delle condanne. È molto raro, davvero molto raro, che il quadro probatorio conduca a una soluzione. Quindi diciamo che è la dimostrazione che vale la pena denunciare, vale la pena farsi avanti e farsi prendere in carico da realtà come il centro antiviolenza di Venezia, come quello in cui operate voi, e con la massima fiducia. Patrizia, lei che ha esperienza diretta, poi andiamo a Sara, lei che ha esperienza diretta con le donne, no? Anche il fatto di Roma, l'ultima uccisione avvenuta in quella maniera davvero impressionante, a freddo, insomma, ha dato l'impressione
come al solito, che non ci si aspetti magari che si arrivi a determinati livelli, non si pensa, anche in presenza magari di qualcuno che detiene un'arma, che la tiene in casa, che magari per mestiere ha avuto a che fare con le armi, e la prima sensazione, il primo commento che viene è proprio: ma perché l'ha incontrato, ma perché è andata di persona, ma ecco, tutto col senno di poi naturalmente. Eppure magari ci sono degli indizi che si possono cogliere di pericolosità di determinate situazioni. In base alla sua esperienza, come mai si arriva poi magari a rincontrare quello che diventa un carnefice? Allora, ci sono tantissimi livelli di riflessione. Porto un altro dato. Solo il 5% delle donne che subisce violenza si rivolge ai centri antiviolenza. Quindi c'è un sommerso enorme di violenze più o meno gravi, psicologiche, fisiche, sessuali, economiche, una violenza molto poco conosciuta. Quindi sappiamo che ci sono moltissime donne che vivono situazioni di violenza domestica e non si sono rivolte per aiuto, informazioni, orientamento ai centri antiviolenza. Dei molti femminicidi che abbiamo visto nel 2022, abbiamo visto che diverse donne avevano denunciato. Neanche questo è valso, diverse ma non tutte, magari la maggior parte non aveva proprio denunciato, e quindi da un lato non c'è un approccio a istituzioni come le forze dell'ordine piuttosto che ai centri antiviolenza, dall'altro a volte le cose accadono comunque, quindi sappiamo che c'è molto lavoro da fare in aiuto diretto alle donne, ma anche a livello di prevenzione, e di questo parlerò dopo. L'evento, il femminicidio accaduto a Roma, è tanto emblematico perché è stata uccisa un'avvocata, e quindi un'avvocata, una donna con cultura, professione, autonomia, sicuramente capace di leggere quelle che sono le situazioni di violenza, le situazioni a rischio. Questo a volte non è sufficiente perché si incontrano quelli che sono i timori e la valutazione del rischio della vittima, quando c'è, ma non possiamo governare, la donna non può governare quelle che sono le intenzioni e le reazioni e le azioni, il livello di gestione dell'aggressività o meno dell'autore di violenza. Che fare? È difficilissimo, perché sappiamo che tutte queste situazioni, io vedo tantissimi adesso, c'è un mare di esperti dell'antiviolenza, veramente questo è un sintomo interessante, perché significa che questo è un argomento attenzionato da moltissimi professionisti, psicologi, criminologi, donne, uomini. Occorre stare un pochino attenti però, perché si rischia di fare i tuttologi e di non dare le informazioni corrette alle donne. Mi spiego meglio. Tutti questi manuali in cui si spiega alle donne: ma se il tuo uomo si atteggia con modalità aggressive, stai attenta, non mettertici insieme, stai attenta. Non è così semplice da recepire, perché stiamo parlando di relazioni di intimità che partono con un'infatuazione, con un innamoramento, con delle aspettative, con dei sogni, e non è semplice mettere accanto a questi sogni, a queste aspettative, quelli che sono i segnali di pericolosità. Quello che si può fare è stare dentro le relazioni in maniera utile, mi verrebbe da dire, e cioè se abbiamo delle amiche che vediamo essere in difficoltà, che ci raccontano di vivere delle situazioni, delle relazioni che si stanno trasformando, perché ripeto, all'inizio è un idillio, è l'innamoramento che tutti noi abbiamo provato, e tutti noi abbiamo avuto una mamma, un'amica che ci diceva: guarda, lascia perdere, per 1000 motivi. Non è possibile ascoltare in quel momento, ma allora continuiamo a stare vicini a queste persone e
Quando vediamo che ci sono davvero dei segnali di difficoltà, invitiamole a venire, ad andare senza impegno, solo per ascoltare delle informazioni e un orientamento ad un centro antiviolenza. Le donne poi decidono liberamente se seguire le indicazioni dei centri oppure no. Molte se ne tornano via e tornano in un momento successivo. Quindi cerchiamo di essere vicine a queste donne. Analoga riflessione va anche per gli uomini, no? Gli uomini autori di violenza in pochissimi casi si rivolgono ai centri per gli autori di violenza, nonostante i centri siano diffusi, lavorino molto bene i centri per gli autori di violenza. Quello che fa la differenza però rispetto al cambiamento è la motivazione. E spessissimo incontriamo una scarsa motivazione e anzi una strategia nel rivolgersi ai centri per gli autori di violenza, perché magari si va verso una diminuzione della pena o comunque delle valutazioni di buona condotta. Quindi una motivazione vera, se non c'è, non porta ad un reale cambiamento e resta un atteggiamento di un comportamento in cui difficilmente l'aggressività viene controllata da parte dell'autore di violenza. Ci stiamo interrogando moltissimo su che tipo di messaggi mandare, a chi mandarli, se gli uomini che hanno difficoltà nella gestione dell'aggressività sono sordi a delle attenzioni di questo tipo. Questi uomini però hanno degli amici, hanno dei familiari, hanno delle chat in cui condividono questi segnali di non rispetto, se non addirittura di azioni violente contro le donne. Allora credo che davvero tutti quanti, non solo le professioniste e professionisti, ma tutti quanti dobbiamo sentirci coinvolti nel fare attenzione a questi segnali che ci arrivano dalle nostre amiche, dalle nostre sorelle, dai nostri amici, dalle nostre colleghe e con le modalità più opportune per ogni situazione, tutte sono diverse, cercare di avvicinarle ai centri. Attenzione, ai centri non si va a fare denuncia, ai centri si va a chiedere informazione, orientamento, aiuto. Le denunce e le querele attengono ad altri contesti, a volte c'è confusione in questo, ad altri contesti sono contesti delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, insieme alle forze dell'ordine abbiamo fatto passi avanti enormi, rispetto però ai procedimenti giuridico-legali. Confermo tutto quanto prima diceva l'avvocata, porto però il punto di vista delle donne che attraversano i procedimenti giuridico-legali. Sono contesti molto molto faticosi. Sono contesti molto faticosi perché a volte rischiano di trasformarsi da vittime a forse autrici, te la sei cercata? Questo piano nazionale sulla violenza contro le donne invita tutte le istituzioni, compresa la magistratura, compreso l'ordine degli avvocati, comprese le scuole, poi andremo anche sulla prevenzione, ad adottare, a costruire dei percorsi di formazione, perché quello che manca è sicuramente formazione a tutti i livelli. Ci sono delle ricerche anche molto recenti rispetto a comportamenti non sempre adeguati all'interno dei procedimenti giuridico-legali, che fanno sicuramente mettere in una posizione di grandissimo disagio le donne che subiscono violenza e che devono attraversare altro disagio all'interno dei percorsi che sono nati per essere dei percorsi di aiuto. Ecco, quindi sì, non sono percorsi facili. Da qualunque prospettiva li si guardi non sono percorsi facili, però almeno avviciniamole ai centri. Ecco, vedo Mariangela che fa sì con la testa, insomma ci vuole anche preparazione, ci vuole formazione. Certo, è quella per cui ci battiamo da sempre, soprattutto una formazione unica che devo dire adesso sta avanzando. Unica per tutti gli operatori di questo settore, che sono non solo gli avvocati ovviamente, ma anche i magistrati, come dicevo prima, le forze dell'ordine, che sono spesso le prime persone che vengono a contatto con le vittime e che quindi devono occuparsi di quella che noi chiamiamo anche accoglienza, cioè la capacità di mettere la persona nella condizione anche di potersi aprire, di poter riferire compiutamente nel dettaglio quello che sta vivendo per consentire poi l'aiuto e l'attività a tutela. È una strada complessa, però
ripeto, i passi avanti sono molto concreti, molto visibili e quindi da parte mia c'è sì un senso critico, però c'è anche grande fiducia proprio perché i cambiamenti sono visibili. Benissimo, e quindi bisogna appunto, come dice lei, aver fiducia. Poi rispetto alle forze dell'ordine noi raccontiamo sempre più spesso anche dell'apertura di stanze di ascolto, insomma c'è una mobilitazione, una sensibilità finalmente generale su questo tema. Parlando di formazione, di conoscenze, coinvolgo Sara De Vido che è specializzata proprio in diritto internazionale rispetto al tema della violenza, no? Violenza di genere, violenza sulle donne, perché non ci sono solo le norme che esistono in vigore, che si intraprendono nei singoli stati, c'è anche una normativa, ci sono delle direttive europee su questo, su questo problema, su questo tema, e poi c'è anche la Convenzione di Istanbul, che chiedo a Sara magari di spiegare, lei che è specialista del tema, di cosa si tratta, che dà appunto degli indirizzi rispetto a questa tematica. Grazie, in effetti sì, vi è un'attenzione molto elevata a livello europeo con riferimento al tema del contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne. Tutto quello che è stato detto molto bene dalla dottoressa Marcuzzo e l'avvocata Semenzato corrispondono in realtà al contenuto della Convenzione di Istanbul, la necessità della formazione, la presenza dei centri antiviolenza che devono essere adeguatamente finanziati e sostenuti dallo Stato. Ma che cos'è questa Convenzione di Istanbul? Allora, la Convenzione è un accordo tra gli Stati che in questo caso è del Consiglio d'Europa, cioè dei 46 stati che fanno parte di questa organizzazione regionale, ed è una convenzione che si occupa specificatamente di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. È uno strumento davvero avanzato, unico sul piano internazionale, e questa convenzione definisce la violenza nei confronti delle donne come una violazione dei diritti umani delle donne, lo abbiamo sentito dire prima, la privazione della libertà è una violazione dei diritti umani, danni fisici, psicologici, la violenza economica, e la Convenzione definisce la violenza di genere come una forma di discriminazione nei confronti delle donne, colpisce le donne in quanto donne o le colpisce in modo sproporzionato. E la Convenzione chiede agli Stati e obbliga gli Stati, questo è molto importante da sottolineare, l'Italia ha dei precisi obblighi sul piano internazionale di rispettare quello che la Convenzione prevede. E ci sono obblighi di prevenzione, lo si diceva prima molto bene, anche di cambiamento socioculturale attraverso campagne di sensibilizzazione, attraverso la formazione all'interno delle scuole e dei professionisti. Poi torno sulla questione dei professionisti. Vi sono poi obblighi di protezione, quindi il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza, il ruolo fondamentale delle linee telefoniche che accolgono le richieste di aiuto, e vi è poi un'altra serie di obblighi in materia di repressione dei comportamenti, e in effetti l'avvocata Semenzato ha già detto molto bene come in Italia è stata attuata questa parte della Convenzione. La Convenzione chiede agli Stati di criminalizzare taluni comportamenti, la violenza sessuale, incluso lo stupro, lo stalking, la violenza psicologica, ed è una convenzione che chiede anche agli Stati delle risorse finanziarie specificatamente destinate al contrasto della violenza di genere. Questo è poi un tema molto caldo su cui naturalmente anche sicuramente la dottoressa Marcuzzo ha cognizione. E poi vi è un'altra attenzione importante a livello europeo dall'altra grande organizzazione regionale che talvolta si tende a confondere, che è l'Unione Europea. Infatti proprio in queste settimane, in questi mesi, vi è un dibattito a livello dell'Unione Europea
sulla possibilità di una direttiva, cioè di uno strumento a livello degli Stati membri dell'Unione Europea di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. E perché questo strumento è così importante? Lo dico, è importante, vedremo se verrà mai adottato, è ancora una proposta, lo vedremo, ma è importante perché chiede agli Stati anche di criminalizzare la violenza che viene compiuta nella dimensione digitale, la cosiddetta violenza online, incluso ad esempio quello che noi chiamiamo revenge porn, cioè la diffusione non consensuale di immagini intime o private, che sappiamo essere infatti uno dei reati contemplati dal Codice Rosso. E solo brevemente per chiudere questa prima riflessione sulla Convenzione di Istanbul, mi permetto davvero di sottolineare l'importanza della formazione. La formazione delle forze dell'ordine, la formazione degli avvocati, delle avvocate, dei magistrati, perché in realtà l'Italia è stata condannata in più occasioni davanti alla Corte Europea dei diritti umani fondamentali per non aver agito in maniera adeguata nella prevenzione, nella repressione della violenza di genere nei confronti delle donne, anche in un gravissimo caso di quel fenomeno che menzionava la dottoressa Marcuzzo prima, che è la cosiddetta vittimizzazione secondaria, cioè quando le donne subiscono un'altra forma di violenza durante il processo, quindi sono le vittime, ma in realtà nel modo in cui vengono poste le domande, nel modo in cui vengono valorizzati taluni comportamenti sessuali della donna, le sue abitudini, ecco che viene stigmatizzata e diventa vittima una seconda volta. Ecco Sara, è importante naturalmente che anche l'università si occupi naturalmente di questi temi, poi appunto su tanti livelli. Visto che il tempo non è molto, io vorrei chiedere a ciascuna di voi un suggerimento per noi che facciamo comunicazione. Sì, naturalmente anche di questo si occupa l'università, no? Accennavamo, visto che mi hai aiutato nell'organizzazione di questo spazio e ti ringrazio per questo, anche del fatto che anche a livello linguistico, anche a livello comunicativo è importante affrontare questo tema con cognizione, con cautela. Io penso anche con schiettezza, perché è necessario che le persone capiscano bene e stiano in guardia da determinati fenomeni. Da questo punto di vista, tu che tra l'altro sei anche giornalista, cosa è bene fare, come è bene comportarsi, che consiglio ti viene da dare? Grazie, sì, sicuramente all'università abbiamo delle azioni, anzi le stiamo anche rafforzando grazie proprio anche alle due persone che sono collegate qui con me oggi, quindi cercheremo davvero di essere ancora più vicini alla comunità Ca' Foscarina, proprio con delle forme di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere. E la comunicazione è importantissima, lo è nel linguaggio, la Convenzione di Istanbul lo dice bene, i media devono utilizzare un linguaggio che sia privo di stereotipi. Il mio consiglio in termini di comunicazione è sicuramente di ascoltare in realtà quelli che sono già gli strumenti a disposizione dei giornalisti e delle giornaliste. Mi riferisco per esempio al manifesto di Venezia, al codice deontologico, cioè evitare quei racconti della violenza di genere che sono volti a stigmatizzare la donna, a utilizzare gli stereotipi, lo diceva prima anche la dottoressa Marcuzzo, come dire, insinuare il dubbio che se l'è andato a cercare, perché in effetti è vero, raccontare è il dovere dei giornalisti e delle giornaliste, è importantissimo che si racconti, ma è importante anche che sia fatto con una sensibilità sulla base del genere, si dice, quindi una sensibilità che tenda a raccontare i fatti senza stigmatizzare la donna e trasformarla quasi in un oggetto di racconto sui propri comportamenti o sul modo in cui ha gestito una relazione. E so che è un lavoro naturalmente molto complesso e difficile, però salvaguardare le donne è uno degli obiettivi della Convenzione di Istanbul, del lavoro che quotidianamente
fanno i centri antiviolenza e anche in quello che possiamo fare noi come docenti universitari. E il linguaggio non discriminatorio, oltre nella descrizione dei fenomeni di violenza, ma anche in generale il linguaggio non discriminatorio è importantissimo, cioè il valorizzare il femminile sembra non collegato alla violenza di genere e invece lo è. Il linguaggio non discriminatorio deve proprio partire a monte. Grazie Sara. Ecco, Mariangela, visto che la stiamo chiamando avvocata tra l'altro, no? Cosa ne pensa di questo? Che consiglio ha anche lei da dare alla nostra categoria? Io è un'indicazione, un'osservazione di carattere pratico. Vorrei che si parlasse della violenza non soltanto quando succede un fatto particolarmente cruento di violenza fisica, che può essere grave fatto di percosse, l'aggressione, la violenza sessuale, l'omicidio, queste cose qua, ma che si iniziasse a parlare molto di più della violenza verbale e della violenza psicologica, perché sono situazioni estremamente diffuse che normalmente preludono alla violenza fisica, inizialmente meno grave, meno frequente, poi sempre più grave e più frequente, e questo noi lo vediamo sempre, nel senso che ci sono identici in tutte queste storie, in tutte queste relazioni, quindi credo che dovrebbe esserci un'attenzione molto più marcata, perché questo consentirebbe di fare prevenzione, cioè inizierebbe ad abituare. Allora, è molto importante quello che ha detto adesso la professoressa De Vido, però a volte risulta un po' lontano da quello che è l'interlocutore normale che ci troviamo di fronte. Noi non dobbiamo soltanto spiegare, insegnare agli uomini che certe cose sono sbagliate, dobbiamo insegnare alle donne a riconoscere quelli che sono i segnali preliminari di un rapporto potenzialmente violento e pericoloso. Allora, prima che si arrivi allo schiaffo, al pugno, all'aggressione fisica, sempre ci sono fenomeni e comportamenti controllanti, comportamenti di violenza psicologica, comportamenti verbalmente e gravemente offensivi, che si ripetono nel tempo e che normalmente noi vediamo che le donne non riconoscono, non riescono a classificare già di per sé come comportamenti violenti, per cui ritengono che siano parte della personalità maschile, del carattere, cose che vanno scusate, che con il tempo si attenuano, che spariscono, cose di questo tipo, e le attribuiscono, non so, a nervosismo, senza riuscire a classificarle per quelle che sono, cioè indici di una personalità violenta che poi nel tempo si evolve man mano che la relazione continua, in una personalità che va dalla violenza verbale alla violenza fisica. Quindi secondo me la vostra attenzione su questo fenomeno dovrebbe essere molto molto più marcata. Scusate, mi sono dilungata, ma è una cosa molto importante. Certo, ma capiamo che sia un tema in cui insomma ci si appassiona. Devo chiedere a Patrizia di chiudere velocemente perché il tempo è scarso. Patrizia, allora anche da parte sua un consiglio, un suggerimento per essere più efficaci. Sì, allora dei flash sono state nominate le discriminazioni. Nel 1979 l'ONU ha emesso la prima convenzione contro l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, perché dalle discriminazioni, come se fosse un piano inclinato, poi discendono e derivano le violenze sulle donne. Per quanto riguarda i giornalisti, i suggerimenti che prima ci chiedeva di proporre, io mi rifarei alla competenza dei giornalisti, che i giornalisti già hanno, per cui quando ci sono dei fatti di violenza devono essere narrati e raccontati anche gravi, sappiamo già che il fatto non è mai un raptus, un momento di follia, un'esplosione di aggressività di quel momento. Dietro c'è sempre una storia di degenerazione della relazione fino ad arrivare all'atto estremo. Quindi non soffermiamoci a pensare che sia un atto inconsulto, cerchiamo direttamente la storia, perché c'è una storia di violenze continue. L'ultimo messaggio: prevenzione. Abbiamo detto prima quanto sia difficile all'interno delle relazioni di intimità interrompere, capire che bisogna chiedere aiuto,
piano, appena lo capiamo, abbiamo avuto prima numerosi suggerimenti possibili da seguire, rivolgiamoci ai centri, ma prima di tutto bisogna lavorare sulla prevenzione, e cioè lavorare con le scuole. Tutti i centri cercano di farlo a seconda delle risorse che ci sono. A Venezia siamo adesso alla 14ª edizione di laboratori nelle scuole, per 14 anni li abbiamo portati, anni scolastici, all'interno delle scuole. L'anno scorso abbiamo lavorato attraverso laboratori con più di 600 ragazzi in 11 istituti diversi. Ecco, penso che occorra parallelamente lavorare parallelamente all'aiuto diretto alle donne, ma anche attraverso un importante lavoro di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole. Benissimo, grazie a tutte quante. Il tempo non basta mai quando si parla di temi così importanti. Io vi ringrazio della partecipazione. Patrizia Marcuzzo, responsabile del Centro Antiviolenza di Venezia, grazie e buon lavoro, così come a Mariangela Semenzato, avvocatessa del Centro Antiviolenza di Venezia, grazie ancora. Grazie Sara De Vido, professoressa associata all'Università di Ca' Foscari. Grazie per essere stati con noi e grazie soprattutto per il lavoro che svolgete quotidianamente. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo brevissimamente per gli ultimi aggiornamenti di cronaca. Eccoci di nuovo, ultimi flash di cronaca in questa nostra prima edizione in cui abbiamo fatto il tentativo di farci stare, di raccontarvi più fatti, più temi possibili. Allora innanzitutto vi dico che le agenzie hanno da poco battuto la notizia che ci sono 10 indagati rispetto all'inchiesta Una Bomber, sapete che è stata da poco riaperta, un fronte riaperto. La Procura di Trieste parla di iscrizioni di persone già coinvolte più un nuovo nome. Ha chiesto la Procura di Trieste al GIP di poter effettuare un incidente probatorio per sottoporre a indagine genetica 10 reperti tra gli oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sugli attentati attribuiti a Una Bomber, per verificare se sia possibile identificarne il o i responsabili, alla luce evidentemente anche delle moderne tecnologie a disposizione. Lo ha reso noto la stessa Procura, precisando che la richiesta è stata formulata dal pubblico ministero Federico Frezza e che nel fascicolo risulta indagata una persona la cui attendibilità appare problematica ed è tutta da verificare, e altre 9, cioè tutti coloro che avevano rivestito tale posizione nel corso dei procedimenti avviati all'epoca dalla stessa Procura. Quindi in qualche modo si riparte con questo tema. Sto guardando l'orario, abbiamo ancora qualche minuto. Allora, per quanto riguarda la conferenza stampa che aveva convocato poco fa il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e che si è conclusa davvero in questi minuti in seguito a questa escalation di spaccate e furti che si stanno verificando in città tra la Laguna e la terraferma, Brugnaro ha annunciato che porterà in giunta un piano per risarcire parzialmente coloro che hanno subito queste spaccate, e ha chiesto addirittura scusa alla città per quello che sta capitando. Naturalmente l'intervista al sindaco ve la proporremo, vista la mancanza di tempo, nel corso dei nostri telegiornali serali. Certamente un atto significativo quello del sindaco. Adesso, prima di chiudere, vediamo se riesco a proporvi i 2 video che ci ha fornito il nostro collega Lorenzo Maier, in cui parla l'autista della CTV che avete presente il caso sicuramente. Si è trovato con a bordo del suo bus un passeggero armato di coltello e lui è riuscito con un escamotage, facendo finta di chiamare la zia, ecco, la mettiamola così, a far arrivare la polizia senza allarmare i passeggeri per disarmare questo soggetto. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Io sto molto bene, infatti quella sera stessa ho comunque tranquillamente proseguito il mio turno di lavoro e sono contento di aver fatto tutto questo, perché non me lo sarei mai perdonato se l'avessi portato verso il centro di Mestre e quindi magari lasciarlo in mezzo a un'altra folla, e magari qualcuno poteva aver avuto conseguenze molto peggiori. Quindi è andato tutto bene e rinnovo i ringraziamenti alla questura di Mestre.
Ecco, anche naturalmente su questo caso vi proporremo un servizio nei telegiornali di questa sera. Il tempo è finito, dalla regia me lo fanno ampiamente capire, allora io ringrazio naturalmente in regia Alberto Piovesane e Simone Merlo per la collaborazione e l'aiuto come sempre, e voi che ci avete seguito. Appuntamento naturalmente ai nostri telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti.